Allora, benvenuti, buongiorno a tutti, benvenuti a questo appuntamento, questo convegno Abitare il futuro. La comunità esplora le sfide e le opportunità dell'abitare del domani. Questo momento di convegno è un po' un punto di sintesi, un punto di arrivo e allo stesso tempo anche un punto di rilancio del cammino che dalla primavera del 2022 è stato compiuto soprattutto qui nel Vittoriese, insieme alla Caritas diocesana, agli enti del terzo settore di questo territorio, ma anche in dialogo con le amministrazioni comunali e in primis quella di Vittorio Veneto. Invito allora anzitutto il sindaco, dottor Antonio Miato, per un intervento di saluto. Grazie. Facciamo un applauso così scaldiamo anche un po' il clima. Così mi mettete in soggezione. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vittorio Veneto, vi accogliamo sempre ben volentieri a trattare di argomenti importanti. Io ringrazio dell'invito e faccio i complimenti per tutti gli eventi che siete in grado di creare nel trattare argomenti importanti per la nostra comunità, importanti in generale. Quello dell'abitare è uno di questi argomenti che ci vede impegnati tutti. A Vittorio Veneto voi sapete bene che siamo impegnati come amministrazione su questo argomento. Io mi consolo sempre delle affermazioni che fa il mio assessore Antonella Caldar, che dice tranquillo che non abbiamo nessuno per strada. Certo che sappiamo bene che i fabbisogni sono infiniti per definizione e si può sempre migliorare, per definizione si può sempre migliorare la situazione esistente e quindi l'analisi approfondita del problema, come vi accingete a fare, è un elemento imprescindibile per poter trovare le migliori soluzioni possibili. L'amministrazione è qua, lo sai Andrea, ci siamo sempre in linea, dialoghiamo e quello che è possibile fare. Cerchiamo di individuare strade anche innovative perché il bidone mi pare sia stato grattato già sul fondo e si tratta di inventare qualcosa di nuovo, quindi auguro a tutti buon lavoro. Grazie. Via via durante la mattinata conosceremo un po' i vari aspetti di cui parleremo durante questo convegno. Come già dice il titolo, Abitare il futuro dice un po' il tema fondamentale che è quello dell'emergenza abitativa, come è stata evidenziata anche dall'intervento del sindaco. Certo è un'espressione anche della Caritas diocesana questo tavolo, quindi inviterei anche il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, per un intervento di saluto. Grazie, innanzitutto benvenuti a tutti e grazie di questa organizzazione. Un primo pensiero è il piacere di vedere che questo ambiente, che per tanti anni è rimasto chiuso e inutilizzato, almeno quando sono arrivato qua nel 2008 era già chiuso, e ha ripreso vita da qualche tempo ed è anche il punto di confronto, di incontro e di confronto per varie tematiche, vari approfondimenti. In questi mesi ho partecipato anch'io ad alcune manifestazioni molto interessanti. Credo sia una risorsa per la nostra città. Bene, e poi esprimo il mio apprezzamento per questo tavolo sul welfare di comunità. Mi è sempre stato un po' difficile sempre sentire questa parola. Guardate cosa vuol dire: tutte quelle attività, iniziative, servizi che sono messi in atto da una comunità per promuovere il bene comune, il benessere, il bene comune dei cittadini. Credo che quello sia proprio un termine giusto, perché quello dell'emergenza abitativa è un punto dolente, non perché ci siano chissà quanti, ma perché ci sono delle categorie che non trovano alloggio. Magari gli alloggi ci sono, ma non trovano alloggio. Fanno fatica. Quindi in questo senso credo che riflettere insieme, non semplicemente incolpando, è colpa di questo, colpa di quell'altro, tocca a questo, tocca a quell'altro, ma vedendo insieme credo che sia la strada migliore. Quindi grazie di questa iniziativa, grazie a tutti voi che intervenite, grazie ai sindaci e al sindaco Antonio Miato.
e anche agli altri, e speriamo che questa iniziativa porti frutti buoni. Grazie. Dell'intervento del Vescovo sottolineo due aspetti, perché il riferimento alla casa dello studente in cui ci troviamo è anche questo un punto che porta così un po' di lustro e un po' di impegno anche a favore di un welfare di comunità. Questa casa dello studente, sapete, da qualche anno è stata completamente rinnovata e questo vuole diventare, come abbiamo detto nell'inaugurazione, un luogo di soglia, un luogo di dialogo, un luogo di incontro, dove con momenti culturali come questo si possa anche incontrare la cittadinanza e crescere insieme nello spirito di comunità, dove ci sono 3 laboratori attualmente di inclusione sociale, falegnameria, tessitura, cucina. Poi all'esterno ci sono anche dei prodotti che potete vedere che vengono realizzati qui, dove sono impegnate persone disabili e che proprio attraverso il lavoro trovano e riscoprono la propria dignità. E questo anche in collaborazione con l'ULS locale, il servizio di inserimento lavorativo, che permette di avere una collaborazione proficua e fruttuosa. Ma c'è anche l'esperienza dell'Ostello, un'attività commerciale, il cui frutto è proprio a favore di questi laboratori, proprio per sostenere l'attività di questi laboratori, quindi un modello in cui l'economia diventa anche benefit, diventa anche opportunità di sostegno e di rilancio della dimensione del sociale. Un modello in piccolo di quello che potrebbe essere in grande il lavoro del tavolo sul welfare di comunità. Chi è coinvolto in questo tavolo sul welfare di comunità? Insieme alla Caritas diocesana e al suo braccio operativo, la Fondazione, è coinvolta anche Fondazione di Comunità Sinistra Piave, abbiamo qui il presidente Loris Belliana, che saluto, la cooperativa Terra Fertile, abbiamo qui il presidente Massimo Ciacchi dall'altra parte, che saluto, la pastorale sociale e del lavoro, il centro sociale Piazzoni Parravicini, con il presidente Giannillo Longo che è qui sul palco, ANFAS, il coordinamento del volontariato della Sinistra Piave, Giovanni Solima che è qui con noi, la comunità La Porta, assessore Antonella Caldartene è il presidente, AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia con Chiara Marangon, che ha sempre collaborato e anzi, come diremo dopo, abbiamo avuto anche una collaborazione previa rispetto alle tematiche di questo tavolo, Rete di Cittadinanza Solidale con Donato Fiume, l'associazione 12 Ponti e la società San Vincenzo De Paoli. Quindi questi enti del terzo settore che hanno un po' contribuito a creare la base da cui è partita questa riflessione comune che oggi cercheremo di raccontarvi e di esporre insieme. Completo i saluti iniziali anche con un messaggio da parte del Presidente della Regione del Veneto, il dottor Luca Zaia, che ha mandato appunto una lettera non potendo essere presente di persona all'invito di oggi. Reverendo Don Forest, ringraziando per il gentile invito, mi duole comunicare che, come anticipato dalla mia segreteria, non potrò partecipare ai lavori del convegno Abitare il futuro. Esprimo innanzitutto il mio plauso per le importanti progettualità messe in campo nell'organizzazione di questa irripetibile occasione per riflettere, grazie anche all'intervento di relatori di spessore, circa una tematica di grande importanza e attualità. Le sinergie che la Caritas Vittoriese ha messo in campo contribuiscono infatti alla formulazione di risposte efficaci che, traendo spunto dal percorso sinora tracciato, contribuiranno a delineare strategie sempre più mirate con le quali affrontare la crisi abitativa. Il lavoro di squadra che anima questo percorso di indagine, volto ad approfondire lo stato attuale delle cose, si prefigge un orizzonte quanto mai cruciale: fare rete, coinvolgendo i principali attori istituzionali ed esponenti del mondo produttivo. Considero che questa lungimirante decisione possa garantire, partendo già da un futuro prossimo, risposte concrete e funzionali. Augurando buon lavoro, voglio ricevere il mio cordiale saluto ed estenderlo a tutti i presenti e alle autorità convenute. Dottor Luca Zaia. Anche l'assessore Emanuela Lanzarin della Regione Veneto ha inviato il suo saluto, non potendo essere presente di persona qui.
Fate un po' queste premesse, entrando appunto sul vivo di questo welfare di comunità che insieme stiamo cercando di costruire, entriamo un po' nel primo intervento della mattinata. Abbiamo in collegamento con noi, da remoto, Chiara Lodi Rizzini di Percorsi di Secondo Welfare, è l'agenzia che ci ha aiutato nei mesi scorsi e ha lavorato insieme con gli enti del terzo settore del Vittoriese che appunto compongono questo tavolo, ha aiutato un po' ad accompagnare il percorso che ha visto l'analisi del territorio, delle sue potenzialità, delle sue fatiche, delle possibili progettualità da mettere in atto. Vediamo se è collegata, eccola qua. Buongiorno Chiara. Buongiorno e scusate perché non sono riuscita a partecipare fisicamente, comunque ben trovati con quelli con cui ci siamo già conosciuti e buongiorno, piacere insomma di conoscere virtualmente tutti gli altri. Io condividerò alcune slide. Ecco, allora bene, lasciamo a te la parola per l'intervento che ci terrai, una proposta del terzo settore per abitare il sociale. Allora, ancora buongiorno a tutti. Allora, l'intervento che ho preparato questa mattina vedo una prima parte di introduzione, diciamo, al problema, quindi vedremo come sta cambiando la domanda abitativa e anche in risposta a quali sono le soluzioni che si stanno mettendo in campo, una contestualizzazione che ci servirà a capire il valore e la funzione del percorso che è stato avviato. Nella seconda parte invece racconteremo che cosa abbiamo fatto insieme agli enti del terzo settore e cercheremo di lanciare alcune proposte al territorio. La domanda abitativa. Allora, perché questo progetto è così importante? Perché come vedete in questo grafico le politiche abitative in Italia sono state definite dagli addetti al settore la Cenerentola delle politiche sociali. Questo perché sono, diciamo, il fanalino di coda del nostro sistema di welfare. Come vedete in questo grafico a destra, l'housing, quindi tutte le politiche per la casa, ricevono lo 0,1% della nostra spesa sociale pubblica, quindi sostanzialmente nulla a confronto di altre voci di spesa, quali innanzitutto sostanzialmente diciamo, le pensioni, che ricevono più della metà delle risorse della spesa sociale pubblica, e il 27% ad esempio della salute. La situazione è abbastanza simile anche in Unione Europea dove siamo sull'1,2%, però capite che siamo in un contesto in cui a fronte di un aumento della richiesta di sostegno pubblico e anche della complessità dei bisogni, noi in realtà abbiamo pochissime risorse disponibili con cui farvi fronte. Questo perché? Perché ci sono state una serie di distorsioni che si sono create negli anni con cui è stato affrontato il tema dell'abitare. Il primo è la scarsa offerta di alloggi pubblici. Noi sostanzialmente dagli anni 70-80 abbiamo dismesso buona parte del nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica, in parte perché questo è stato venduto, in parte perché non si è adeguatamente costruito o mantenuto in buona condizione il patrimonio esistente, con il risultato che oggi abbiamo un patrimonio pubblico insufficiente, in molti casi vetusto, spesso ghettizzante, nel senso che quello che molto spesso si è fatto è di diciamo, stilare delle graduatorie, assegnare un alloggio, ma poi non curare quello che effettivamente succede all'interno di questi edifici e quindi anche senza un turnover, per cui molto spesso succede che a una famiglia viene assegnato un alloggio, non si vanno poi a verificare come cambiano le condizioni nel tempo e quindi magari permane anche se non ne ha più diritto e al contempo invece persone che ne avrebbero diritto non riescono ad accedere. La seconda distorsione è quella che abbiamo concentrato l'aiuto su forme di sostegno monetarie, quindi tutti i vari contributi per la locazione, utenze, eccetera, per chi risiede in alloggi privati, quindi per aiutarlo a sostenere le spese, ma questo ovviamente esclude coloro che già faticano ad accedere al privato, no? Perché presuppone di avere una casa quantomeno in affitto. E poi c'è tutto il tema del welfare fiscale, cioè che comprende tutte quelle, diciamo semplificando, detrazioni, agevolazioni, bonus, per l'acquisto e la ristrutturazione degli alloggi.
Anche questo ha degli effetti limitati perché innanzitutto ha degli effetti distributivi regressivi, cioè gli studi dimostrano che questo tipo di misure vanno comunque a vantaggio delle fasce più abbienti della popolazione. E poi c'è il problema che viene chiamato del non take-up, cioè della non adesione a queste misure, per cui diciamo, fare domanda, orientarsi e gestire tutte le procedure che riguardano tutti questi bonus è complesso e quindi una famiglia, diciamo, povera dal punto di vista di reddito, ma anche delle competenze culturali, pur se proprietaria di una casa, molto spesso non riesce, non ha, diciamo, le capacità e le competenze per accedere a questo tipo di strumenti. Quindi un sistema di politica abitativa residuale in termini di risorse e che si è concentrato su erogazioni monetarie e bonus che però hanno avuto effetti positivi solo per una parte della popolazione. Perché invece dobbiamo partire dalla casa? Perché la casa è un elemento che ha un ruolo fondamentale nel raggiungimento del benessere individuale delle persone, perché noi in casa è uno spazio privato in cui possiamo stringere relazioni e consolidare relazioni con ovviamente i familiari, ma anche gli amici. È il luogo in cui, ad esempio, i bambini studiano, giocano, ed è un luogo fortemente identitario. E quindi questo spiega, ad esempio, anche la riluttanza della popolazione più anziana a abbandonare l'abitazione quando appunto ne avrebbe necessità, perché non è solo appunto una struttura fisica in cui vive, ma un luogo fortemente identitario che racconta chi sono, quali sono state qual è la mia storia, eccetera. Quindi l'accesso all'abitare dovrebbe invece essere considerato una politica centrale del welfare e quindi diciamo molto più centrale rispetto a quello che abbiamo visto essere stato il suo ruolo ad oggi. Le pressioni sulla casa, quindi abbiamo una domanda abitativa sempre più complessa, quindi come vedremo tra poco il problema non sono solo le persone in propria emergenza abitativa, ma le persone vulnerabili dal punto di vista abitativo, e poi vedremo chi sono. C'è tutto il tema degli affitti. L'Italia è un paese di proprietari, quindi circa l'80% della popolazione vive in un'abitazione di proprietà, ma negli ultimi anni è cresciuta enormemente la richiesta di alloggi in affitto. In Veneto si stima che è cresciuto di un 20% in 10 anni. Il problema è che spesso gli alloggi in affitto hanno costi insostenibili, questo soprattutto nelle città capoluogo e nelle grandi città, e molto spesso anche di scarsa qualità. Pensate ad esempio agli alloggi per studenti, molto spesso sono molto fatiscenti e inadeguati rispetto alle esigenze odierne. C'è la risposta pubblica insufficiente, come abbiamo visto prima, quindi poche risorse, con il risultato di 650.000 famiglie in graduatoria e almeno 48.000 case popolari in tutta Italia non utilizzate per mancata manutenzione, quindi avremo anche un patrimonio disponibile ma non è utilizzabile. Su questo sta intervenendo il PNRR, però diciamo che eravamo talmente indietro che comunque non sarà sufficiente. Allo stesso tempo abbiamo un mercato privato distorto in certi casi, per cui ad esempio in certe aree urbane le case sono state proprio oggetto di speculazione, hanno raggiunto costi insostenibili e sono oggetto invece di svalutazione in altre aree, territori, diciamo non soltanto rurali ma anche di provincia, dove invece abbiamo il problema dei vuoti di questi paesi che vengono abbandonati, quindi case che vengono così abbandonate anch'esse. Allora, la povertà abitativa, andando sinteticamente, noi diciamo che ci sono 4 domini che classificano scusate, mi si è bloccato. Allora, che classificano la nostra qualità dell'abitare. Il primo è l'area fisica, quindi avere uno spazio che è fisicamente adeguato a ospitare una famiglia e i membri che la compongono in base alle loro esigenze, quindi ad esempio non avere un'abitazione troppo piccola rispetto al numero di persone che la abitano. Poi c'è un'area sociale, quindi la possibilità di mantenere relazioni, poter ad esempio invitare gli amici dei bambini, eccetera. Un'area giuridica, quindi avere titolarità sull'abitazione che abitiamo, ad esempio non essere sotto sfratto, e avere un'abitazione idonea dal punto di vista proprio anche strutturale, ad esempio protetta dal rischio sismico ed idrogeologico. Allora,
Il problema non è tanto oggi, cioè è sicuramente un aumento delle persone in condizioni di povertà estrema, quindi per capirci per strada, ma è soprattutto un aumento delle persone vulnerabili, cioè persone che sono in un'abitazione, ma magari sotto sfratto o che non riescono più a sostenere economicamente, oppure che sono in un'abitazione, per dire anche di proprietà, ma che è inadeguata dal punto di vista della qualità. Quindi pensate appunto a persone che sono in abitazioni a rischio diciamo sismico, persone come gli anziani o i disabili che vivono in abitazioni con barriere architettoniche, oppure alloggi non adeguatamente rinfrescabili durante l'estate e quindi che patiscono l'innalzamento delle temperature perché appunto vivono in un alloggio dove non hanno il condizionatore, sono sovraesposti al sole, eccetera, o al contrario d'inverno non riescono a scaldare la propria abitazione. Quindi non è solo il numero dei senza tetto, ma è anche il numero proprio delle persone che sono in abitazioni inadeguate. La nuova domanda abitativa, dicevamo, è molto più complessa. Abbiamo i processi di impoverimento che aumentano il numero di persone vulnerabili, quindi l'aumento di quell'area grigia che non riesce ad accedere all'edilizia residenziale pubblica, ma non riesce a sostenere neanche il mercato immobiliare privato. C'è tutta la dinamica dello sfaldamento dei legami familiari e quindi i nuclei più piccoli ovviamente fanno più fatica a sostenere le spese. Se sono da solo faccio più fatica a pagare un affitto e le utenze, e qui c'è molto il problema dei nuclei monogenitoriali. C'è tutto il tema della precarizzazione dei rapporti di lavoro e anche il bisogno degli alloggi temporanei, quindi le persone si spostano per lavorare o studiare e hanno bisogno di alloggi per un periodo di tempo più flessibile. C'è tutto il tema delle persone con problematiche fisiche o psichiche, quindi la necessità di alloggi con servizi più o meno intensivi, quindi che possono andare dall'accompagnamento, ma anche all'erogazione di pasti, eccetera. E poi tutto il tema dei flussi migratori e diciamo più in generale delle persone con background straniero, che comprende sia quelle persone diciamo in percorsi di fuoriuscita, ad esempio delle strutture di accoglienza, quindi migranti molto recenti, se possiamo dire così, ma anche tutte quelle persone che magari sono anche nate o risiedono in Italia da tanto tempo, che hanno un'occupazione regolare, uno stipendio adeguato, ma non trovano alloggio sostanzialmente per una discriminante di origine, cioè essendo stranieri, per chi è straniero la possibilità di avere ad esempio un alloggio in affitto nel mercato privato risulta molto più compromessa proprio per un discorso che non si ritiene, diciamo, insomma, hanno un po' questo stigma dell'essere stranieri. Questo è un problema molto presente anche per chi in realtà è nato in Italia o vive in Italia da tantissimo tempo e potrebbe tranquillamente sostenere un'abitazione nel mercato privato. A fronte quindi di una domanda abitativa sempre più complessa, in cui il welfare pubblico abbiamo visto estremamente residuale, si sono però mosse, soprattutto per mano degli enti locali e del terzo settore, tutta una serie di tentativi di risposte, di innovare, diciamo di andare incontro a questa domanda sempre più diversificata e pressante. Quella di cui vi voglio parlare questa mattina, perché è quella che più si avvicina all'idea che era emersa in questo percorso, è quella dell'abitare collaborativo, che è un modello che definiamo sia capacitante che includente, poi vedremo perché, che si caratterizza dalla coesistenza di spazi privati condivisi, quindi gli abitanti hanno una stanza o un appartamento proprio, autonomo, ma hanno tutta una serie di attività e di spazi condivisi con gli altri, sono chiamati a gestire direttamente proprio delle attività e dei servizi, partendo dal presupposto che dalla prossimità fisica, dalla condivisione, dalla collaborazione, nascano relazioni ed inclusione. Quindi è capacitante perché qui offriamo delle opportunità abitative, dei servizi di welfare che appunto rendono più capaci più abili le persone di essere autonome, ma anche includente perché appunto tramite queste relazioni vengono incluse nel contesto sia con gli altri abitanti che con la comunità in cui vivono. E comprende progetti molto eterogenei,
Oggi mi concentro sulla coabitazione dietro la stessa porta, quindi sostanzialmente all'interno di un medesimo nucleo abitativo, quindi appartamento o casa. Allora, per quanto riguarda l'home sharing, che è la condivisione della casa, i programmi generalmente sono gestiti da enti del terzo settore in collaborazione con attori pubblici. E qui cosa succede? Di solito abbiamo una persona che vive in un alloggio sovradimensionato, quindi che ha la possibilità di ospitare un'altra persona, e una persona che invece cerca un alloggio. I gestori profilano, tra virgolette, le persone, raccolgono le richieste, fanno degli abbinamenti, questi vanno a vivere insieme e poi vengono accompagnati, diciamo, nel corso della convivenza. E qui la logica è che vivendo insieme si prestano anche delle relazioni di mutuo aiuto e poi ovviamente combattono la solitudine, quindi non diamo solo una risposta abitativa, ma costruiamo anche relazioni e inclusione. Abbiamo poi progetti housing led ad alto contenuto sociale, che sono sostanzialmente progetti dove noi ospitiamo persone che hanno bisogni più o meno gravi e diversi, possono essere donne vittime di violenza, nuclei monogenitoriali, persone in povertà, disabili, insomma può essere veramente qualsiasi categoria. E anche qui l'idea è che facendoli abitare insieme, facendoli convivere, si sviluppano relazioni, si prestano attività di mutuo aiuto che fanno parte appunto di un progetto che è pedagogico, educativo, terapeutico e sociale insieme. E quindi abitando insieme, costruendo relazioni, li aiutiamo a raggiungere poi quell'autonomia che avevano perso a causa di problematiche che abbiamo visto molto eterogenee. Abbiamo poi in questi progetti quello che si vede sono delle nuove alleanze tra gli attori coinvolti, quindi di solito l'attore pubblico promuove i progetti, a volte li agevola, ad esempio sostenendoli finanziariamente, dando, non so, ad esempio uno sconto sugli oneri di urbanizzazione o ad esempio mettendo a disposizione spazi e alloggi di proprietà comunale. Però quello che è importante è che l'ente pubblico resti a presidio di questi progetti e quindi non sia una mera esternalizzazione e che anche perché riesce, in virtù delle competenze che ha, a creare quell'integrazione tra servizi e aree di policy che abbiamo visto prima, quindi integra l'abitare con anche servizi sociali. C'è poi il terzo settore che ha un ruolo centrale, sia perché spesso aiuta a progettare queste esperienze, le gestisce operativamente e anche esso mette a disposizione sia alloggi che risorse e non deve, come dicevo, essere un mero erogatore, però deve progettare, deve essere presente sin dall'inizio insieme all'attore pubblico. E poi gli abitanti che non sono più destinatari di un servizio, ma anch'essi spesso vengono coinvolti sin dalla fase di progettazione e poi comunque collaborano in tutta la gestione degli spazi e delle attività. Una figura importante è quella del gestore sociale, che è una figura che cura gli aspetti amministrativi, quindi ad esempio colloqui, l'inserimento abitativo e presidia costantemente l'immobile stesso, quindi che sia ben tenuto, che le persone vadano d'accordo, risolve i conflitti e quindi si occupa anche degli aspetti socio-relazionali e quindi fa proprio attività di mediazione sociale e culturale verificando che diciamo una volta che le persone entrano tutto vada bene e questo molto spesso lo fa diventare una figura anche proprio simile a quella di un operatore sociale e si è visto molto bene ad esempio in alcuni casi durante la pandemia dove la presenza di un gestore sociale in alcuni progetti ha fatto sì che le persone venissero orientate ad esempio anche nel richiedere le forme di sostegno pubblico che erano state messe in campo e questo ha anche ridotto i casi di morosità perché c'è stato proprio un accompagnamento e quasi una consulenza nei confronti dei residenti. E quindi questo perché, come scrivo, la sostenibilità degli interventi richiede cura. Noi non possiamo semplicemente assegnare un alloggio, ma dobbiamo sempre proprio presidiare queste strutture e accompagnare gli abitanti, perché sono strutture spesso con degli elevati livelli di complessità.
Il social mix è un'altra pratica, diciamo, che si persegue, cioè l'idea di aggregare persone che hanno profili e bisogni diversi, partendo dal presupposto che dalla mutua differenza ci si arricchisce, ma anche proprio per la sostenibilità operativa, per cui magari in un stesso complesso si mixano alloggi calmierati con alloggi invece a prezzo di mercato. E poi un'altra cosa che non ho detto è che molto spesso le attività e gli spazi vengono aperti anche ai cittadini del territorio, quindi non solo ai residenti, in modo tale proprio da rompere quella ghettizzazione che caratterizza spesso l'edilizia pubblica o comunque alloggi calmierati. Quindi proprio fare entrare le persone, far conoscere i residenti e i non residenti e quindi proprio aumentare il livello di coesione sociale locale nell'alveo del welfare di comunità che dicevamo prima. Quindi in conclusione abbiamo un aumento della complessità della domanda abitativa, dove la casa non è solo la finalità, ma il punto di partenza per raggiungere obiettivi di inclusione più ampi, dove ci sono nuovi modelli di governance tra pubblico, privato, profit e no profit e cittadini, dove c'è un importante coinvolgimento delle comunità locali e dove passiamo da interventi riparativi, cioè che intervengono quando c'è un bisogno che si è già manifestato, quindi ad esempio un senza tetto gli diamo una casa, a interventi preventivi che quindi cercano di consolidare l'autonomia e evitare che la persona torni in una situazione di esclusione, e anche interventi di prossimità, dove dicevamo tutta la comunità è chiamata è coinvolta in questo processo di emancipazione rispetto al problema abitativo. Quindi questo è il contesto, diciamo, della domanda e della risposta abitativa odierna. In questo contesto è quindi particolarmente apprezzabile che in un territorio come il vostro, che sicuramente non è un territorio marginale, ma non è, diciamo, Milano, dove si sta riflettendo molto del problema della casa, si sia iniziato a porsi invece il problema della casa. Quindi questo fa del vostro progetto un progetto estremamente interessante e di valore. Per quanto riguarda il percorso del terzo settore, noi appunto abbiamo svolto lo riprendo un attimo, noi abbiamo operato con 2 percorsi paralleli. Percorso di secondo welfare ha seguito il tavolo degli enti del terzo settore, Scopia, che interverrà dopo di me, ha seguito invece il tavolo con gli amministratori locali. Abbiamo poi fatto una serie di incontri di sintesi che ci hanno portato tra le varie cose al convegno di oggi e alla proposta che presenteremo. Che cosa abbiamo fatto nello specifico noi durante questo percorso? Abbiamo fatto proprio innanzitutto una formazione sul rischi e bisogni abitativi, quindi sostanzialmente abbiamo parlato un po' dei temi che vi ho appena illustrato e poi invece i partecipanti hanno iniziato a discutere su quali sono i bisogni propri del territorio e di conseguenza anche le risposte che potrebbero essere messe in campo. Quindi hanno declinato quanto abbiamo visto prima sulla realtà locale e hanno imparato ad adottare un linguaggio comune e a convergere una cornice di riferimento condivisa, perché la casa è un tema che si conosce ma non troppo e quindi in questo modo hanno imparato, diciamo, a entrare in un framework unico. Hanno imparato a conoscersi e a confrontarsi, quindi ci sono associazioni che ovviamente si conoscono perché siete in un territorio tutto sommato piccolo, ma ognuno è nella sua area, quindi ha imparato a confrontarsi con gli altri e a convergere su obiettivi comuni. Abbiamo quindi parlato del contesto, degli obiettivi che si volevano raggiungere e dei destinatari, della rete progettuale, quindi degli attori che potevano essere coinvolti e di conseguenza anche delle risorse che si potevano mettere in campo e poi anche un po' degli spazi e delle attività condivise, tenendo presente che è sempre necessario il supporto di figure esperte che possono accompagnare il percorso e anche proprio un approccio interdisciplinare dove il sociale e l'abitare si integrano fortemente. Parlando di bisogni, allora i bisogni che sono stati individuati nel tavolo sono innanzitutto un bisogno di integrare e accompagnare.
per quanto riguarda soprattutto l'inclusione abitativa dei migranti. Si è discusso delle problematiche che questi incontrano in tema di abitare, quindi appunto innanzitutto quelli che non trovano alloggio per una discriminazione legata all'origine, il fatto che spesso necessitano di un'abitazione vicina alla sede del lavoro, quindi questo si interseca poi col tema dei trasporti. E poi sul fatto che debbano essere proprio anche formati e accompagnati rispetto alla realtà locale, quindi c'è un livello di abitare accompagnato dove sostanzialmente si offre una casa e poi proprio di accompagnamento verso l'abitare autonomo. È emerso poi il tema del contrasto alla solitudine, quindi l'isolamento soprattutto delle persone più anziane, dovuto in parte anche all'allontanamento dei membri della famiglia più giovani che caratterizza i territori di provincia, ma anche allo sfaldamento proprio dei legami delle reti familiari. Dicevamo prima, famiglie più piccole che si spezzano più facilmente e quindi questo determina un aumento della solitudine delle persone. Un nuovo approccio alla disabilità, quindi l'idea della disabilità anche come qualcosa che deve essere affrontato in maniera meno legato, diciamo, al modello dell'istituto, invece più simile all'abitare in casa propria e quindi anche in inserimento in contesti che non siano solo di disabilità, ma ad esempio con cui avevamo fatto l'esempio delle mamme sole, dei lavoratori, studenti, eccetera. Il bisogno dell'accompagnamento della comunità, che quindi riconoscere che la comunità è fortemente cambiata e di conseguenza bisogna riconoscere i cambiamenti e anche in questo caso accompagnarli, quindi ricostruire legami che sono andati persi e quindi anche promuovere un approccio comunitario di risposta ai bisogni. Un altro bisogno emerso è quello della conoscenza della cultura. Quindi aiutare i cittadini, le persone a capire che la società è cambiata e quindi di conseguenza superare anche delle resistenze culturali, appunto sia da parte degli stessi cittadini, ma anche poi per amministratori e terzo settore che sono abituati ad operare in una logica e devono cambiare il stesso approccio. L'ultima, diciamo, batteria di bisogni emergenti vede l'innovazione dei processi, quindi ad esempio prevedere dei meccanismi di coprogettazione, una maggiore disponibilità degli enti pubblici a sperimentare, quindi a trovare delle nuove forme di dialogo e appunto proprio un approccio proattivo anche dei destinatari degli interventi, no? L'abitante che non è più destinatario di un servizio, che in questo caso è l'alloggio, ma esso stesso compartecipa nella, ad esempio, gestione quotidiana degli spazi, nelle attività che vengono svolte, eccetera. Quindi un nuovo cambio di approccio per tutti gli attori, dall'abitante all'ente pubblico, al terzo settore. È emerso poi il tema della rigenerazione, quindi un territorio caratterizzato da un'alta presenza di edifici pubblici e privati vuoti, quindi che cosa facciamo, come rivitalizziamo questi edifici e anche l'idea di inserire nelle nuove progettazioni degli spazi ad uso collettivo. E infine la gestione della complessità, che è un po' un tema trasversale, per cui la società è cambiata, bisogna rendere le persone consapevoli di questo cambiamento e accompagnarle in questa appunto fase di transizione verso una nuova società. I destinatari, di convergere su un destinatario specifico non è stato possibile, anche perché comunque l'idea è che i progetti non dovrebbero concentrarsi su un target solo, ma integrare più target partendo dal presupposto che le differenze arricchiscono. È emersa l'idea di lavorare sui numeri piccoli, quindi piccoli progetti che accrescono la prossimità. Se siamo in pochi ci leghiamo e ci conosciamo più facilmente. Valorizzare il contributo che ogni beneficiario può dare, quindi l'abbiamo detto tante volte, il beneficiario non è solo un destinatario passivo, ma viene coinvolto dove è possibile sin dalla fase di progettazione, se non è possibile poi in tutta la fase di gestione degli immobili, e poi la necessità di una figura professionale come quella del gestore sociale che faccia da garante e da mediatore poi nell'accompagnare proprio la comunità di abitanti. Si sono individuati in particolare 5 obiettivi.
I primi due rientrano nell'alveo, diciamo, del conoscere, quindi migliorare la conoscenza dei bisogni e delle risorse che abbiamo sul territorio e visitare esperienze simili, buone pratiche da cui apprendere e trarre ispirazione. Due obiettivi rientrano nel realizzare, quindi dare concretezza a quanto sia pensato e attraverso, ad esempio, l'istituzione di un tavolo di lavoro permanente sull'abitare e in particolare anche la realizzazione di un progetto sperimentale che possa, diciamo, dare il via, diciamo, incoraggiare questo percorso. E poi è molto importante anche il discorso del comunicare. Come abbiamo visto, abbiamo detto tante volte, la popolazione conosce poco il problema della casa e quindi di conseguenza riesce a poco a trovare delle risposte. Invece sensibilizzando e informando i cittadini si possono rendere più consapevoli dei bisogni, delle soluzioni abitative disponibili, questo per sia favorire l'adesione ai progetti ma anche in ottica preventiva. Noi ad esempio sappiamo che, dicevamo, gli anziani sono molto riluttanti a cambiare casa, però probabilmente se accompagnati, se informati su quelle che sono le prospettive future dell'invecchiamento e diciamo, le soluzioni disponibili potrebbero essere maggiormente incentivate a, tra virgolette, sperimentare percorsi abitativi nuovi. Questo per fare un esempio. Siamo quindi passati dagli obiettivi, abbiamo individuato 3 azioni. La prima è quella di un tavolo progettuale e diciamo che poi nel frattempo le cose sono andate avanti, come vedremo negli interventi che seguiranno. Comunque l'idea di istituire il tavolo progettuale, dovendo poi definire chi ne fa parte, con che forma, la realizzazione di un progetto concreto, perché diciamo la concretezza incoraggia, no? Quindi anche piccolo ma che dà testimonianza, e quindi si è iniziato a discutere di che cosa, come abbiamo visto, per chi, in che modo realizzare questo progetto, e poi delle attività di sensibilizzazione della comunità, anche come piccoli, sicuramente quello di oggi è un evento importante, ma anche eventi più piccoli che possono proprio rendere la popolazione più consapevole dei bisogni futuri abitativi e quindi anche più motivata, una volta che conosce lo scenario, a intraprendere percorsi di questo tipo. Cioè, bisogna proprio capire che la casa è un problema, ha delle caratteristiche nuove, quindi è necessario che tutti ci muoviamo per gestire questo problema. Cosa resta da fare? Diciamo, erano emersi anche dei timori e il primo che non si andasse oltre, di non riuscire a dare concretezza a quanto si è discusso, ma comunque l'evento di oggi e le esperienze che verranno raccontate dopo testimoniano che invece si sta andando bene. E poi elementi di soddisfazione, appunto il discorso che l'accompagnamento, quindi che ha aumentato la consapevolezza dei partecipanti, il confronto con realtà che si occupavano di temi diversi, con modalità diverse, è stato arricchente, aver aperto un dialogo, individuato degli obiettivi comuni e poi la consapevolezza di non essere soli. Cioè in realtà tutti questi enti avevano consapevolezza del problema abitativo, volevano fare qualcosa, hanno conosciuto, cioè, già lo conoscevano, però si sono relazionate in maniera più diciamo mirata con altri enti che avevano la stessa consapevolezza e hanno cominciato a lavorare insieme. Chiudo soltanto segnalando il nostro sito, che è Secondo Welfare, dove potrete accedere con questo QR code, comunque dove noi trattiamo molto spesso il tema dell'abitare. Trattiamo tantissimo il tema del welfare di comunità, che a volte chiamiamo come welfare di prossimità, però tutta questa diciamo, idea di mettere insieme tutti gli attori che compongono una comunità per rispondere ai bisogni emergenti. E vabbè, infine trovate i contatti miei e della collega che ha seguito il percorso. Quindi io vi ringrazio ancora, mi scuso ancora se non sono potuta essere presente oggi e vi auguro buon lavoro e ancora complimenti per il percorso. Grazie a tutti. Non sto sentendo più la sala però. Ok, adesso vi sento. Grazie Chiara per questa presentazione così esaustiva, anche che rende ragione della complessità e della lunghezza anche del percorso che è stato attuato soprattutto nella primavera del 2023.
Vorrei chiedere a Chiara, anche se ci racconta un po' cos'è Percorsi di Secondo Welfare, la collaborazione con l'Università di Milano da cui è nata, e un breve accenno magari alla realtà della Lombardia, che proprio sul secondo welfare, realtà appunto locale in cui anche questa agenzia è nata, se ci racconta un po' quali sono stati così degli aspetti significativi da ricordare dentro l'esperienza appunto di quella realtà geografica. Grazie. Grazie. Allora, sì, innanzitutto noi siamo un laboratorio che nasce nell'ambito dell'Università Statale di Milano, e quindi siamo sostanzialmente, abbiamo la direzione di Franca Maino e la supervisione di Maurizio Ferrera, che sono due docenti della Statale, e nasceva nel 2012 con l'idea di approfondire tutte queste dinamiche, quindi come cambiavano i rischi e i bisogni sociali e come stavano cambiando le risposte, soprattutto le risposte portate avanti da attori esterni al perimetro pubblico. Quindi una serie di risposte che cercano di continuare a garantire, nonostante i tagli alla spesa pubblica, la copertura a rischi e bisogni emergenti, soprattutto quei bisogni come appunto la casa, che non trovano risposte nel nostro welfare tradizionale. Quindi noi facciamo attività di proprio ricerca, facciamo attività di accompagnamento come quella che abbiamo svolto con voi, e il nostro obiettivo è proprio quindi quello sia di studiare come cambia la società, come cambia il welfare, e di aiutare a mettere in campo nuove risposte. Quello che abbiamo visto in questi anni è che la vivacità degli attori, soprattutto dal punto di vista territoriale, è alta. Quindi è vero che aumentano i problemi, ma aumenta anche il dinamismo e la capacità con cui gli attori vi fanno fronte. Per quanto riguarda specificatamente la casa e la realtà lombarda, la Lombardia ha da una parte diciamo il caso di Milano, che praticamente ha un'altissima domanda abitativa, un altissimo problema di costi, di speculazione, proprio di accesso alla casa, e quindi qui ci sono tutta una serie di progetti che stanno cercando di favorire l'accesso alla casa, soprattutto per ovviamente le persone più vulnerabili, quindi diciamo più povere o comunque più fragili dal punto di vista del reddito, ma poi anche tutto il tema degli studenti e delle generazioni più giovani, dei giovani, quindi qua si interseca ad esempio molto anche col tema della natalità. Per accedere, cioè la casa è fondamentale anche da tutto questo punto di vista. Quindi appunto su Milano c'è un grandissimo tema di accesso alla casa per i costi. Sul resto del territorio invece abbiamo territori che appunto sono colpiti dallo spopolamento, quindi qui si pone più il problema di utilizzare la casa per creare inclusione, e quindi come diciamo rivitalizzare i territori anche partendo dalla casa. E poi c'è tutto si pone il problema dell'abitare rispetto alla disabilità, soprattutto l'invecchiamento, quindi come favorire un invecchiamento cioè un abitare che possa favorire l'invecchiamento a casa propria e l'invecchiamento attivo. E lo si fa molto spesso in sinergia tra pubblico e privato, quindi il non profit sta avendo un ruolo centrale sia proprio nel proporre progetti, ma anche poi nel gestirli, mettere risorse finanziarie, mettere alloggi. Ci sono molti casi, ad esempio, in alloggi della Curia, per dire, o di associazioni di varia natura. E quindi si crea una sinergia pubblico-privato per cui ognuno mette qualcosa e insieme si riesce a proporre progetti che sono molto costosi, perché ovviamente il problema anche delle politiche abitative è che è vero che cioè, oltre ad avere poche risorse sono anche molto costose, cioè ristrutturare, costruire, mantenere gli alloggi è obiettivamente costoso, e quindi c'è bisogno un po' del contributo di tutti coloro che possono darlo. E quindi questo è un po' quello che succede. Poi sì, chiudo solo con il coinvolgimento anche degli stessi cittadini, per cui se all'inizio si interpretava il welfare di comunità in una logica di pubblico, privato e terzo settore, sempre più lo si interpreta, cioè lo si allarga ai cittadini che in forma più o meno organizzata, quindi in associazioni oppure
diciamo più spontaneamente attraverso forme di mutuo aiuto, eccetera, proprio contribuiscono a dare risposte e aiutare i cittadini che hanno un bisogno specifico. Grazie Chiara. Facciamo anche gli auguri a Chiara, possiamo dirlo, che sei verso... Non ancora, non possiamo ancora. No. No, diciamo, verso nuovi orizzonti generativi, esatto. Insomma. Ecco, okay, va bene. Va bene, grazie anche per quello che ci hai raccontato. Ecco, soprattutto questa analisi da cui siamo partiti ha messo in evidenza, no, la fragilità anche di un vivere comunitario e anche la complessità, è stato evidenziato in modo trasversale questo elemento, ma anche il desiderio di abitare tutto questo, la fragilità che oggi assume in modo particolare le caratteristiche anche della solitudine, dell'isolamento, dentro una frammentazione della vita sociale e allo stesso tempo quindi la risposta che desideriamo dare in questo desiderio di fare rete, di mettere insieme, fare azioni in sinergia. Avete colto che la preoccupazione è proprio quella di rischiare di restare sul lato delle parole, no? Di raccontarci tante belle cose, di ragionare su quelli che possono essere progetti, avere visioni, poi ci racconteremo anche le visioni di futuro su cui ci siamo allenati a confrontarci e riflettere. Il rischio però è quello di restare sull'ambito del confronto, delle parole, della sensibilizzazione, mentre invece questo percorso vorrebbe anche fare la fatica di arrivare a una concretezza. La seconda parte di questa mattina cercherà di dire come possiamo giungere a qualche soluzione concreta in merito a quello che abbiamo evidenziato. Quindi una complessità, una fragilità di fronte a cui però l'elemento comunitario, la sinergia pubblico-privato, diceva adesso, potrebbe essere uno di questi ambiti di sinergia, ma anche la sinergia tra gli enti del terzo settore, come ci siamo esercitati a vivere, potrebbero essere senz'altro un elemento di leva fondamentale per immaginare un futuro, un abitare il futuro che possa essere davvero appunto generativo. Allo stesso tempo avete colto come, e oggi il convegno ne è la dimostrazione, una delle preoccupazioni sia non soltanto quella di farci il nostro progetto, ma essere una sorta di contributo a una sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Proprio il tema dell'abitare, dove ci sono sempre più persone che cercano casa e sempre più case che sono sfitte, ecco, c'è necessariamente l'opportunità di fare un'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al tema dell'abitare. Quindi c'è un po' una complessità, ma anche un tentativo di risposta articolata e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che da questo lavoro che abbiamo fatto e da questo convegno di oggi e da qui in poi potrebbe nascere. Quindi grazie ancora una volta a Chiara per questa opportunità di riflessione. Passiamo la parola adesso a Scopia con Antonio Furlanetto, amministratore, e Elena Petrucci che è qui con noi. Come avete visto forse nel percorso presentato prima da Chiara c'è stato un tragitto in parallelo, prima con gli enti del terzo settore guidati da percorsi di secondo welfare e poi un percorso anche con gli amministratori locali qui del territorio guidati invece da Scopia, facendo poi confluire questi due movimenti che sono nati appunto in parallelo. Questo riferimento agli amministratori mi permette di fare un breve accenno di passaggio anche a quanto è avvenuto il 22 novembre 2023, quando nella sede della provincia di Treviso, grazie al progetto portato avanti dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana e dalla sua presidente Paola Roma, che saluto, non può essere oggi qui presente ma mi ha assicurato la sua vicinanza, è stato portato avanti un accordo quadro non per questioni di soglia di povertà, ma per persone che vivono con un reddito a partire dai 26.000 euro lordi annui, la possibilità di istituire un fondo di garanzia. Qui abbiamo anche Loris Balliana della Fondazione di Comunità che ha contribuito a questo progetto, di cui poi ce ne parlerà probabilmente, e dentro questo progetto di istituzione di fondo di garanzia per l'abitare c'è già un evidente elemento concreto di collaborazione con le amministrazioni comunali che possono recepire questa proposta dell'Associazione dei Comuni per attuare nel proprio territorio una politica attiva nei confronti dell'abitare sostenibile e dell'inclusione sociale.
sociale. Quindi si sta muovendo effettivamente qualcosa anche dal punto di vista concreto, grazie proprio anche all'interessamento dei comuni, e ringrazio i sindaci che sono qui presenti, che hanno accettato l'invito ad esserci e che inevitabilmente sono un attore protagonista dentro questo processo di riflessione. E approfitto anche per salutare il segretario generale della CISL di Treviso e Belluno, Massimiliano Paglini, che è qui con noi anche oggi. Evidentemente il ruolo del sindacato, come di tutti i corpi intermedi dentro questa costruzione di un welfare di comunità, non può che essere un attore altrettanto imprescindibile di una visione che non sia soltanto settoriale ma davvero comunitaria. Quindi grazie a tutti di nuovo per questa collaborazione. Lascio subito la parola a Elena e Antonio che ci raccontano un po' invece Scopia chi è e anche il percorso che abbiamo compiuto. Credo che vada già, perfetto. Grazie mille, intanto grazie ovviamente alla Fondazione, anche a Don Andrea, alla Caritas per l'invito, ci teniamo ovviamente, e anche grazie a voi che siete qua presenti a, come dire, e mostrate interesse verso quello che è stato questo progetto, come già anticipato da Chiara, che ringraziamo anche lei ovviamente per il contesto che ci ha fornito. È stato un percorso insomma a cui teniamo molto, proprio perché è un progetto di valore, è un progetto che vuole, come dire, come anticipato da Don Andrea, mettere in moto una serie di cambiamenti, arrivare ovviamente a quello che potrebbe essere, si spera possa essere un futuro desiderabile, ecco, un futuro desiderabile sicuramente realistico, ma che insomma è un obiettivo che ci poniamo tutti di raggiungere. Cosa abbiamo fatto noi parallelamente a quanto raccontato da Chiara e quanto svolto appunto da percorsi di secondo welfare? Noi ovviamente ci siamo concentrati, abbiamo dato questo titolo a questa breve presentazione che faremo come residenzialità e futuri del territorio, perché noi su questo che ci siamo concentrati, quindi sui futuri al plurale, vedremo tra un attimo, proprio perché è importante uscire. Abbiamo stressato molto durante il nostro percorso i partecipanti a uscire dalla logica che ci sia solamente un futuro già tracciato e che quindi in un certo qual modo siamo costretti a subire per decisioni, per scelte di altri, di terze persone, ma invece di entrare in una modalità, in un'ottica di una molteplicità di futuri, che possono ovviamente essere futuri chiaramente possibili, ma possono essere anche appunto futuri preferibili, quindi futuri che noi come comunità, noi come gruppo vogliamo appunto raggiungere e vogliamo portare alla realizzazione. È stato quindi un laboratorio che si è svolto in 2 giornate, come anticipato appunto abbiamo lavorato con gli amministratori locali e abbiamo messo in atto quello che noi definiamo un esercizio di futuro. Nello specifico vedremo tra un attimo un esercizio chiamato 3 orizzonti. Perché? Perché abbiamo proprio voluto lavorare con il futuro. Voi direte, sì, ma come si fa? Com'è possibile lavorare con il futuro? Il futuro non esiste di per sé, quindi quali elementi abbiamo per poter dire lavoriamo con il futuro? Beh, gli elementi sono proprio questi, col fatto che il futuro, i futuri ancora non esistono, sicuramente già questo aspetto ci permette di poterli però immaginare, ci permette di poterli creare. Se non è ancora scritto, possiamo, come dire, dare il nostro contributo, possiamo impegnarci per intervenire e direzionare, diciamo così, i futuri in una direzione auspicabile, quindi in questo senso preferibile, o perché no, anche per cercare di evitare che alcune preoccupazioni, che alcuni timori, che alcune realtà, al contrario, si possano realizzare. Quindi abbiamo lavorato con il futuro, abbiamo utilizzato delle tecniche appunto di foresight. Foresight è un termine, chiedo scusa per l'inglese, ma purtroppo in italiano si traduce come previsione, ma non è una previsione ovviamente di tipo quantitativo, quanto proprio qualitativo, perché noi abbiamo usato l'immaginazione, abbiamo usato l'intelligenza collettiva, abbiamo cercato di arricchire ovviamente la nostra visione con diversi punti di vista che ovviamente
potessero, come dire, andare a contribuire, andare ad arricchire una visione comune. Ecco, quindi qua siamo ovviamente in tutto quello che esula, no? Dai dati, dalle statistiche e da tutto quello che è di stampo quantitativo. Sono tecniche invece più di visualizzazione, quindi di immaginazione, chiamate appunto esercizi di futuro. Abbiamo lavorato, come già detto, dagli amministratori appunto degli 8 comuni del Vittoriese, ma anche da altri esponenti di istituzioni e organizzazioni del territorio che si sono veramente messi in gioco e hanno portato contributi assolutamente di valore e hanno ragionato su una tematica che vedremo tra un attimo, hanno ragionato su un tema chiaramente di riferimento alla residenzialità e quello che era il problema dell'abitare, proprio per, come dire, cominciare a discutere, cominciare a confrontarsi e ovviamente a, come dire, elaborare delle idee, delle azioni, come dire, per implementare certi cambiamenti e implementare un'evoluzione anche sia del territorio, ma ovviamente anche di tutte le varie singole componenti che chiaramente costituiscono un territorio. Vedete qui, in questa immagine riassume come abbiamo lavorato. L'esercizio, come vi dicevo, si chiama 3 orizzonti, proprio perché abbiamo lavorato su 3 dimensioni differenti. Siamo partiti dal presente, quindi vedete l'onda, chiamiamola così, l'onda rossa, ovvero abbiamo chiesto ai partecipanti di descrivere sostanzialmente quella che è la situazione attuale, il contesto del territorio. Abbiamo chiesto anche di specificare quali sono le criticità di oggi legate chiaramente all'abitare e alla residenzialità, calate nel contesto ovviamente del Vittoriese. Quindi siamo partiti da una fotografia, da una mappatura di quella che era la situazione attuale, ragionando però già su quei dettagli che già oggi cominciano a scricchiolare, che quindi già oggi non funzionano più, non sono più così sostenibili sotto diversi aspetti, ovviamente, la sostenibilità sociale, economica, sostenibilità tout court, diciamo, che cominciano a scricchiolare, che quindi già oggi cominciano a entrare in crisi e che ci rendiamo conto che con una visione di lungo periodo non possiamo continuare, come dire, a portare avanti certi questi aspetti. Quindi abbiamo come prima cosa cercato di identificare questi elementi. Poi abbiamo fatto un salto, proprio un salto cognitivo nel futuro, in questo caso perché vi ho accennato i diversi tipi di futuro, perché proprio abbiamo ragionato su un futuro preferibile, dove vorremmo arrivare noi nel, non vorrei dire 2035, mi sembra, adesso comunque 2035, come finestra temporale. Qual è il nostro futuro desiderabile? Cosa vorremmo che si realizzasse nel 2035? In che comunità, in che territorio vorremmo vivere? Come vorremmo che fosse la residenzialità e l'abitare nel 2035? E quindi lo vedete rappresentato dalla linea verde. Quindi questo abbiamo quindi lavorato, ci siamo confrontati su diversi aspetti, non solo ovviamente pratici, ma anche proprio di valori a supporto anche di questo futuro preferibile. Chiaramente fino a qui un discorso abbastanza di immaginazione, come potete chiaramente dedurre. Le cose sono cominciate a cambiare con, vedete, il terzo orizzonte, la linea azzurra, perché qual è? È l'orizzonte di transizione cosiddetto, quindi noi cosa dobbiamo fare per dismettere, per allontanarci da quelle che sono le criticità dell'oggi e per lanciarci, diciamo così, per come dire, lanciare la palla al di là della collina per raggiungere il futuro desiderabile. Quindi abbiamo cominciato a mettere in moto anche attraverso delle domande puntuali e per certi versi anche strategiche per cercare di innanzitutto dare le priorità.
quali azioni dobbiamo implementare per prime, quali cambiamenti dobbiamo, come dire, incentivare, o anche quali aspetti dobbiamo, come dire, stoppare perché non si, come dire, concretizzino realtà invece che non vogliamo che si realizzino. Chi dobbiamo coinvolgere? Quali alleati possiamo, come dire, portare a bordo per realizzare i nostri obiettivi? Da chi anche dobbiamo guardarci, perché alle volte chi potrebbe, tra virgolette, anche metterci i bastoni tra le ruote per, come dire, perché potrebbe fare resistenze sotto diversi aspetti, ovviamente. Quindi abbiamo cominciato a ragionare anche su questo aspetto, per arrivare appunto a una mappatura che ci portasse a una narrazione di quelli che abbiamo, come dire, visualizzato come questi 3 orizzonti. Non vi anticipo i risultati perché appunto lascerò la parola al mio collega che appunto vi racconterà quello che è emerso, però ecco, questo per spiegarvi il percorso come si è sviluppato il nostro laboratorio. Il tema trattato era appunto il 2035 come finestra temporale ed era la residenzialità nel vittoriese nel segno di inclusione, generazioni e demografia, attrattività, quindi anche un aspetto, una lettura turistica, sostenibilità e sperimentazione. Quindi vedete che c'erano tantissimi elementi, perché è chiaro che il contesto sociale, persone e le comunità ovviamente sono fatte da diversi componenti, diversi aspetti che in un modo o nell'altro sono correlati e si influenzano anche a vicenda. La parola chiave, ovviamente, un po' anche come già detto da Chiara, ma che ribadiamo, ovviamente sta anche nel termine sperimentazione. Lavorando con il futuro, anzi con i futuri, è chiaro che noi dobbiamo, tra virgolette, metterci in gioco e provare, perché appunto il futuro non è scritto, dipende da noi, possiamo comunque dare il nostro contributo e lo possiamo fare ovviamente solo ed esclusivamente grazie alla sperimentazione, provare, fare tentativi, fare piccoli progetti, come aveva già accennato anche Chiara, piccoli progetti ma concreti che ci diano, come dire, un po' di feedback, se volete, un po' di riscontri che stiamo andando nella direzione giusta e che quindi è importante continuare a spingere, se volete, in queste direzioni proprio per arrivare a realizzare una visione di comunità auspicabile e che sia vantaggiosa, ovviamente, che sia di supporto alle comunità di oggi sicuramente, ma soprattutto anche alle comunità future, perché è chiaro che noi lavorare con il futuro non significa dimenticarsi dell'oggi, chiaramente, ma significa cercare di dare una risposta ai bisogni e alle necessità dell'oggi, tenendo però in considerazione già come potrebbero cambiare le cose e quali bisogni, quali necessità potrebbero svilupparsi in futuro, in modo tale che noi stessi, le nostre strategie, le nostre azioni possano essere in un certo qual modo versatili, no? Possano essere adattabili alla continua evoluzione della realtà. Quindi ovviamente non ci dobbiamo dimenticare i bisogni di oggi, ma già realizzarli in prospettiva di dare una risposta anche a quelli che potrebbero, bisogni e le necessità che potrebbero, come dire, aprirsi in futuro. Questa una breve introduzione proprio per spiegarvi il percorso da quello che è stato l'atoscopia con gli amministratori locali. Grazie. Grazie Elena. A mia volta saluto i presenti e ringrazio Don Andrea La Caritas e la Fondazione di Comunità per aver con coraggio intrapreso questo percorso che ha portato ai risultati che vi stiamo narrando. E per non interrompere il flusso della narrazione cominciamo a parlare di quello che è emerso, no? Elena vi ha dato una descrizione un po' qual è stato il percorso, vi ha anche raccontato un po' di retroscena di quello che facciamo noi come futuristi, perché lo facciamo di mestiere, questo accompagnamento
fin dalla scuola, perché i nostri laboratori di futuri li teniamo addirittura nella scuola, delle aziende e della pubblica amministrazione e anche del terzo settore, a vedere che cosa potrebbe accadere. Quindi attraverso i 3 orizzonti che cosa è emerso poi. Vedete, questa è una rappresentazione grafica dove c'è, vedete sulle ordinate, no? Sulla parte in verticale c'è un concetto di prevalenza. Che cosa non serve, che cosa aiuta a fare un esercizio di futuro? Un esercizio di futuro aiuta a vedere quali sono le potenziali azioni, iniziative, decisioni da prendere oggi nel presente, che possono valere fino a un certo punto a sostenere quello che è e a migliorare quello che abbiamo già nel presente e a prevenire ciò che nel presente andrà a diventare disfunzionale, non funzionerà più, non sarà più efficiente. E attraverso lo studio delle innovazioni, dei cambiamenti della comunità e del territorio, capire attraverso quello che Elena ha chiamato l'orizzonte di transizione, mantenere la prevalenza delle cose buone, far introdurre le novità, i cambiamenti, la comprensione dei cambiamenti necessari, quindi il cambiamento di pelle, avere il coraggio di fare sperimentazione per traghettarsi dove? Verso il futuro, verso ciò che sarà il nostro mondo, nel caso del Vittoriese, cosa potrebbe essere il Vittoriese, in questo caso nella finestra temporale che abbiamo utilizzato del 2035, quindi circa una decina d'anni, e capire cosa sarà la comunità, come si sarà trasformato il territorio e che cosa conviene fare oggi, cominciare a fare oggi, perché ci si arrivi sempre mantenendo questa prevalenza, magari migliorandola, e cioè avendo come risultato quel futuro preferibile che Elena vi ha descritto. Non guardate i testi, perché ovviamente a questa distanza non si possono vedere, anche perché li riprenderò tra un attimo, perché poi sono emerse le cose attraverso quelle domande rilevanti che abbiamo fatto nella seconda fase, che è la fase convergente. Nella prima fase andiamo a vedere tutto quello che potrebbe accadere utilizzando tutti gli strumenti possibili, anche per esempio le statistiche. Si è parlato molto di demografia e ne farò un riferimento, ne ha fatto riferimento naturalmente Chiara nella parte introduttiva. Diciamo così che mentre il lavoro di gruppo fatto con le associazioni ha utilizzato, se mi permettete la metafora, il teleobiettivo, e ha fatto una verticalizzazione sui temi della socialità e come dire, dando una fotografia molto ampia e molto chiara di quelle che sono le problematiche del presente, noi invece abbiamo dovuto utilizzare naturalmente un grandangolo, quindi prendere nel nostro campo visivo non solo il futuro, ma anche tutto ciò che ruota intorno a una comunità, che quindi non è soltanto non sono soltanto le questioni sociali, ma sono per esempio le questioni produttive, le questioni che riguardano la sostenibilità, i trasporti, l'evoluzione degli stessi centri urbani che lo compongono. E dopo aver visto quello che potrebbe accadere da qui a 10 anni, poi con queste domande rilevanti che vi dicevo abbiamo fatto un passaggio convergente, cioè siamo andati a vedere, cercando di rimettere su una linea del tempo quelle che sono le iniziative da prendere. E non è un caso che la maggior parte di quello che anche gli amministratori hanno visto con tendenza futura in gran parte coincide con i risultati dell'altro tavolo, in maniera tale che poi ne abbiamo fatto una sintesi e sono emersi alcune priorità. Allora, innanzitutto sono emerse l'idea di 3 tipi di mappature, che dovete però intenderle in questo momento come mappature dinamiche, non solo ciò che abbiamo oggi sul territorio, ma ciò che potremmo avere domani. E quindi quando parliamo di mappatura dei bisogni, a cui ha fatto riferimento, e anzi sono stati mappati, esistono rilevazioni, credo un bel saggio anche di un paio di anni fa sull'abitare nel Veneto e quindi nel Trevigiano, che dà una fotografia del 2020, che quindi è molto vicina, anche se in un periodo naturalmente abbastanza critico che abbiamo vissuto tutti in quegli anni.
Ma la mappatura dei bisogni sappiamo che la realtà cambia e quindi capire quali sono i bisogni e le risorse che saranno necessarie da qui al 2035, quindi non solo la fotografia dell'oggi, ma capire, sappiamo che ci sono varie tematiche sulla vulnerabilità e la fragilità, noi parliamo di nuovi bisogni anche in questo campo, sappiamo che ci sono problemi che riguardano l'ambito giovanile con l'insorgere di nuove devianze, sappiamo che abbiamo un problema di nuova povertà che comincia a intaccare fasce di popolazione che una volta erano considerate ceto medio, giovani adulti per esempio, che entrano in fasi critiche e lo saranno probabilmente di più le giovani generazioni in un futuro, probabilmente, tutto da verificare naturalmente. Sappiamo anche che c'è un problema di demografia, di riduzione della popolazione che quindi ha degli effetti sicuramente negativi, ma potrebbe avere anche degli effetti positivi. Per esempio la diminuzione di popolazione significa che un gran numero di immobili nel prossimo futuro si renderanno disponibili. Ecco perché poi bisogna gestirli anche bene questi immobili che si renderanno disponibili, e quindi c'è anche un problema di studio delle buone pratiche. Questi sono due elementi che sono emersi nei 5 obiettivi che Chiara vi ha poco fa descritto, quindi in totale sovrapposizione a ciò che è emerso anche nello studio di futuro. Il secondo tipo di mappatura è necessario fare una mappatura degli stabili disponibili in zona nei singoli comuni e metterli in condivisione, per esempio attraverso un database o altro strumento di scambio delle informazioni, proprio perché questo patrimonio è in movimento e proprio perché questo patrimonio poi è suddiviso, come abbiamo visto, tra tanti soggetti che ne sono proprietari, i singoli proprietari, quindi l'alto numero di proprietari, in particolare anche in Veneto, di possessori di prime case, ma anche privati più in generale, e anche nella mano pubblica vi è una certa disponibilità. Quindi vedere un po' quali saranno i cambiamenti in quest'ottica di medio-lungo periodo di 10 anni e continuare a mapparle, continuare a vedere quali sono le disponibilità. Un altro esempio di mappatura che è emersa in particolare nella condivisione nell'esercizio di futuro è una mappatura delle pianificazioni a più livelli. Sappiamo che a livello di policy, di gestione della cosa pubblica, gli amministratori qui presenti lo sanno molto meglio di noi, sono in qualche maniera sovraccaricati da diversi piani a cui bisogna dare risposte, a cui bisogna reagire. Ci sono le IPA qui nel Veneto, a cui abbiamo anche partecipato in un altro territorio limitrofo, qui nel Bellunese, proprio alla definizione di una pianificazione di lungo periodo, proprio per l'IPA che riguarda la zona delle Prealpi Dolomiti, col GAL Prealpi Dolomiti. Ci sono i piani di zona, ci sono i piani di sviluppo sostenibile che sono declinati a livello nazionale e poi a livello regionale. Quindi ci sono tante stratificazioni, ci sono le iniziative che vengono prese, una l'ha appena preannunciata e penso che poi il Presidente Loris Bagliana ne parlerà più diffusamente, altre iniziative che naturalmente vengono fatte dalle associazioni, e a volte questi binari corrono un po' paralleli, quindi la necessità di avere con una completa visione di tutta questa pianificazione di breve, medio e lungo periodo. Voi sapete per esempio che in questi anni si è deciso la pianificazione dei fondi strutturali europei che sono proprio destinati prima di tutto a questo tipo di sviluppo, cioè a garantire che nessuno resti indietro. E la pianificazione europea è una pianificazione di medio periodo. La campagna che adesso entrerà progressivamente anche per la Regione Veneto, per le realtà territoriali, è quella del 21-27. Naturalmente che cosa bisogna sempre tenere presente? Che quando si pianificano delle spese, perché ovviamente i fondi europei significa soldi messi a disposizione per fare qualcosa sul territorio, in particolare per garantire la coesione del territorio e in particolare delle zone più disagiate dei territori. Che cosa significa pianificare a 21-27? Significa poi che queste azioni, tenuto conto dei tempi
non solo dei ritardi, ma i tempi fisiologici poi per mettere a terra i provvedimenti, andranno a regime verso la seconda metà degli anni 20 e forse addirittura all'interno della prima decade, cioè della prima metà della decada degli anni 30, esattamente il periodo che noi abbiamo preso in considerazione, che abbiamo fatto prendere in considerazione a chi ha partecipato all'esercizio di futuro. Quindi la necessità di programmare oggi spendendo dei soldi in maniera tale che però siano coerenti, efficienti e funzionali alla trasformazione della società e quindi delle comunità del territorio in quel periodo in cui entreranno in funzione. Quindi perché è importante fare questo tipo di mappatura dinamica? Perché è importante occuparsi di futuro? Proprio perché si ha la possibilità di prendere decisioni, anche decisioni di spesa, molto più informate e molto più resilienti e quindi future proof, per utilizzare un termine in inglese ancora una volta, quindi resistenti al futuro. E poi ovviamente quello che ha già accennato Chiara, c'è stata un po' l'idea di prolungare quel tavolo di sintesi che abbiamo fatto con gli attori e gli iniziatori, i propugnatori di questo progetto, e quello che poi si trasformi questo contributo in ciò che già esiste e perfezionandolo, cioè con i tavoli di coprogettazione dove istituzioni, associazioni, cittadini e tutti gli altri stakeholder che spesso anche divisi in categorie e a volte che hanno una progettualità parallela si riuniscano, parlino, si scambino le buone pratiche, si scambino le idee e in questa prospettiva di futuro e comincino a progettare. Tavoli di progettazione che dal nostro punto di vista, e qui parlo sia per quello che è stato fatto da Secondo Welfare, ma anche da Scopia, diciamo che si può indirizzare verso 3 forme di attenzione. L'una è l'idea della formazione, capacitazione e sostegno all'attività, dall'altra parte strategie ed azioni, in mezzo diciamo così l'idea di coinvolgimento, perché è venuta molto forte quest'idea del coinvolgimento. Ma parliamo prima della formazione, appunto di questi risultati. Innanzitutto la formazione sull'abitare, è stato posto l'accento anche da Chiara in precedenza. Abitare una casa non significa soltanto entrarci, significa gestirla, significa condurre una casa, e questo non sempre è banale. Questo è tra l'altro quello che spaventa molti proprietari privati nel concedere le proprie abitazioni in affitto, e forse come dire, in questo momento l'abbiamo percepito anche da altre realtà sociali sul territorio, perché stiamo facendo altri progetti su questi territori, dicono questa è una delle difficoltà principali, cioè ottenere pure la disponibilità del patrimonio affitto. Ecco che allora c'è un problema di formazione, di conduzione. Per il nostro tipo di educazione, per il nostro tipo di cultura, siamo generalmente abituati a dire come si tiene una casa, come si conduce una casa, come si evita che una proprietà, come dire, decada più velocemente di quello che è il suo decadimento normale. Quindi la necessità di formare, in particolare qui forse l'accento va soprattutto per i nuovi abitanti, per quelli che sono i migranti, per quelli che arrivano da altre culture, ma anche come aiuto e sostegno a chi si trova a povertà educative e non ha gli strumenti per operare questo. Quindi quest'idea di formare all'abitare in condiviso, all'abitare in co-housing o alla condivisione degli spazi. C'è dietro un'idea di cura che non è soltanto cura delle persone, cura della comunità, cura delle famiglie, ma anche cura del territorio, cura del paesaggio, cura del patrimonio di un territorio. Dall'altra parte, come abbiamo detto, c'è un'altra questione importante, sempre che riguarda la formazione, che abbiamo visto una delle categorie principali in cui c'è un problema di residenzialità quando l'età avanza, parliamo di anziani, soprattutto di grandi anziani, dove c'è un grosso tema di
aiutare queste persone a fare un cambio di vita, a entrare nell'idea anche di vivere insieme ad altre persone. Non è così semplice, proprio per condizionamenti culturali o semplicemente per abitudini di vita, ma anche per gestire il proprio corpo, la propria salute. L'idea di diventare anziani è qualcosa che la nostra cultura attuale, il nostro tipo di cultura di consumo tende a respingere. E quindi c'è un problema, così come impariamo a molte altre cose nella nostra vita, è anche importante imparare a diventare anziani. Qualcuno ce lo deve insegnare, certo lo possiamo percepire dalle esperienze che ciascuno di noi ha nelle proprie famiglie, vedendo diventare anziani i genitori, i nonni, eccetera, in tutte le fasi, anche le ultime fasi della vita. Quindi c'è una necessità di recuperare questa capacità di capire come deve cambiare la nostra vita mentre diventiamo anziani ed aiutare così a prenderci le decisioni che poi evitano problemi di solitudine, problemi di depressione. La questione della salute degli anziani comincia da una questione di depressione, quindi questo è uno dei fattori importanti quando parlavamo di capacitazione e sostegno alla formazione. Strategie e azioni. Lo stress, anche qui l'accento dato da Chiara e anche da noi, da quello che abbiamo colto, non è che noi l'abbiamo colto, ma colto dall'esercizio del futuro, è quello delle piccole progettualità sperimentali. Ecco, questo è un concetto molto importante quando parliamo di studi di futuro e di idea di futuro. Siamo poco propensi a fare sperimentazione. Se ci mettiamo a fare sperimentazione, i problemi che sembrano insormontabili vengono, come dire, pian pianino smontati nella loro pericolosità presunta o nel timore che ci possano sopraffare, e attraverso la sperimentazione riusciamo a capire come superarli meglio. Faccio un esempio. In questi tempi si parla moltissimo di demografia e di inverno demografico per quel che riguarda l'Italia e che riguarda anche tranquillamente le nostre zone, anche il nord-est d'Italia. Allora, anche qui, quando si usano questa terminologia inverno demografico, capite subito che lo si vede come un problema enorme che ci sta per sopraffare nei prossimi 2-3 decenni, quando la diminuzione della natalità e l'uscita, diciamo, dal mondo delle generazioni del boom economico degli anni 50, 60 e 70 ci porterà a probabili disequilibri di tipo economico. Ma quando pensiamo a questo dobbiamo anche pensare che questo momento passerà. Tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 60 la demografia ci dice che ci sarà un reequilibrio, cioè le coorti, se avete in mente le piramidi delle generazioni uomini e donne, torneranno ad avere un equilibrio. È chiaro, l'importante è capire come ci arriveremo, come attraverseremo questi 3 decenni, se li attraverseremo bene, facendo un po' di sperimentazione sociale, forse riusciremo a capire come gestire meglio il megatrend dell'invecchiamento della popolazione, che certamente pone l'Italia poco dopo il Giappone e poco prima di altri grandi paesi. Allora quindi la progettualità attraverso progetti pilota di co-housing tra adulti che però hanno imparato e lo fanno come scelta volontaria, quello di condividere degli spazi di abitazione, perché l'abitazione naturalmente ha quelle caratteristiche di importanza e di priorità anche per una maggiore possibilità di inserimento sociale, che ha raccontato Chiara nella sua cosa. Poi abbiamo nuove forme urbanistiche di residenzialità funzionale e prospettica, proprio per evitare quella ghettizzazione, che era un altro degli elementi che sono usciti dal discorso di Chiara, ghettizzazione che per esempio può diventare un elemento relativamente importante per zone come questa. Pensiamo alla città di Vittorio Veneto, che è una città diffusa. Sì, c'è un centro, ma poi ci sono frazioni molto diffuse, quindi c'è un problema di servizi, disponibilità di servizi, c'è un problema di mobilità. Quindi per evitare, questo si può replicare credo per la maggior parte dei paesi del territorio, dei comuni del territorio, quindi l'idea è attenzione quando andiamo a scegliere dove porre le abitazioni anche di co-housing, soprattutto per persone che magari hanno fragilità, disabilità o non conoscono bene la lingua, che naturalmente dobbiamo anche garantire che ci siano i servizi a disposizione, altrimenti sì che creiamo dei nuovi ghetti. E anche dal punto di vista della mobilità dobbiamo pensare che la mobilità è in sviluppo, purtroppo la mobilità condivisa
grazie o purtroppo a causa anche della pandemia ha subito un po' di arresto, ma ci sono idee di contaminazione tra servizio pubblico e servizio privato, e quella che chiamiamo la mobilità a chiamata, per esempio, che potrebbero essere altri strumenti di sperimentazione. Ecco che allora i campi, se parliamo di residenzialità, abitazioni, si collegano tra loro. Parliamo di residenzialità, ma dobbiamo parlare anche di mobilità. Ultimi due aspetti e poi vado a concludere: il coinvolgimento dei giovani. Allora, qui c'è un tema che tocca sicuramente la cooperazione, ma anche le associazioni, che è quella del volontariato. Il volontariato sta cambiando pelle, ci si dovrebbe interrogare come sta cambiando pelle, ci si dovrebbe interrogare che cosa pensano i giovani del volontariato. Quelli che ci sono stati raccontati come gli esperimenti sul territorio di maggiore successo sono quelli in cui i giovani gli si è dato spazio, gli si è lasciati organizzare le cose e si è lasciato in mano la decisione, perché la nostra società è una società gestita dalle generazioni anziane che in qualche maniera stanno, anzi in maniera molto più concreta, stanno conculcando le giovani generazioni. Quindi vogliamo coinvolgerli, vogliamo averli a bordo in una nuova idea di volontariato e di cooperazione. Facciamoli coinvolgerli dando però spazio, responsabilità, capacità di organizzarsi da solo. E un'altra cosa è il coinvolgimento del mondo privato. Attenzione, i privati sono sempre stati intesi, le aziende in particolare, come fornitori di denaro, sostanzialmente, no? di finanziamento. Ma il mondo delle aziende, che sta cambiando pelle anche loro stanno introitando un'idea di sostenibilità molto, molto forte, e su questo territorio gli esempi sono numerosi. Di questo tipo di aziende. Allora il loro modo di restituire al territorio quello che grazie al territorio, alle persone, alle genialità, al lavoro del territorio posso fare, questa restituzione può avvenire anche in forme diverse dalla messa a disposizione di soldi. Possono essere immobili, possono essere servizi, possono essere altri strumenti in una ricompattazione del mondo privato e pubblico. Quindi le strategie di accompagnamento, come abbiamo visto, che sono emerse, sono strategie di comunicazione efficace. Si è detto attenzione, tutto questo non può avvenire se la cittadinanza, se le persone che abitano questo territorio non sono adeguatamente informate, in maniera tale che possano accettare il cambiamento, possano comprenderlo e possano, sostenere anche le iniziative senza creare resistenze, anzi si mettano a disposizione per farlo. La messa in rete dei comuni, per meglio dire la messa in rete delle potenzialità tra amministratori e associazioni. Sappiamo che questo è una delle forze ed è uno dei risultati più notevoli di questo esperimento, delle attività che stanno facendo le associazioni, la Caritas e la Fondazione. E poi la lungimiranza nel portare a conclusione i progetti. Qui c'è un tema forte che riguarda la continuità e che riguarda più il mondo della politica. Sappiamo che molto spesso c'è una difficoltà a portare a termine i progetti. Perché? Perché manca questa continuità, perché al cambio di elezioni magari cambia la maggioranza, cambia la composizione degli organi diretti o indiretti, di più alto livello, di minore livello, e qui qualcosa ogni tanto, qualche granello si interpone nel meccanismo della realizzazione. Quindi c'è uno sforzo a creare anche da questo punto di vista di sovrapposizione di competenze, per esempio tra gli enti, in futuro creare questa continuità affinché i progetti vadano velocemente a termine, perché per avere anche il consenso della popolazione significa vedere i risultati che arrivano, non aspettare i risultati che poi non si trasformano in realtà. E l'ultimo è un po' quello che invece noi chiamiamo raccomandazioni strategiche. Dal nostro lavoro che facciamo, Elena, io e gli altri colleghi, è quello di vedere, di partecipare, di facilitare molti di questi esercizi di futuro, e quindi quello ci rende sensibili a capire più cose che accomunano anche realtà diverse. Innanzitutto
L'invito a continuare a coltivare in questa comunità, ma in tutto il Veneto, e vi possiamo dire che forse è una delle regioni più attive, almeno da quello che possiamo registrare noi come attività, nel mantenere questa attitudine anticipante. Guardare al futuro non è un'operazione che si può fare una tantum, per carità, lo si può fare una tantum, ma poi si perde un certo allenamento. Elena ha citato prima dei condizionamenti di tipo cognitivo. Bene, questi condizionamenti di tipo cognitivo ci riportano nel presente e invece noi dovremmo continuare a tenere viva questa attitudine al futuro e quindi dovremmo continuare a interrogarci nelle sedi più opportune. Anche il tavolo di coprogettazione di cui si è detto, secondo noi dovrebbe continuare a mantenere questa attenzione al futuro. Il futuro è il momento, è lo spazio di tempo che abbiamo a disposizione. Il presente ci scivola tra le dita come sabbia, il passato lo abbiamo alle spalle. Quindi occuparci del futuro, tra l'altro, ha una valenza etica molto importante, perché significa che ci occupiamo dei posteri. Posteri che nel mondo di oggi hanno ancora poca attenzione. Come lasceremo il nostro mondo, che significa come dire, messa nell'attualità territoriale, come lasceremo il nostro territorio, la nostra comunità ai figli, ai nipoti che verranno. Coltivare l'attitudine di cura, qui non mi soffermo, è proprio una cosa tipica dell'attitudine del futuro, avere anche quest'idea della cura, della tutela, che è dell'ambiente, che è del patrimonio culturale, che è del patrimonio edilizio, che è delle persone, che è della famiglia, che è delle tradizioni da portare nel futuro. E poi, se i giovani stanno diventando un bene prezioso, come lo stanno diventando, dobbiamo occuparci più di loro, dobbiamo lasciare spazi, dobbiamo averne rispetto e dargli la possibilità di prendere loro in mano questo mondo che sarà anche il loro, quando poi avranno in mano le leve del potere. Diamogliele prima, facciamo un atto di fiducia. E poi attrezziamoci, il territorio deve attrezzarsi su una cosa che è già in atto, la competizione dei territori. Competizione dei territori che deriva dalla loro attrattività. Più i territori sono attrattivi, più una gioventù che diventa sempre più nomade. Noi ci lamentiamo, sentite molto spesso, e ci lamentiamo dell'emigrazione dei nostri cervelli, ma non è un fenomeno solo italiano, è un fenomeno di tutto il mondo. Qual è il problema? Qual è la questione? È che le persone, soprattutto i giovani, che hanno avuto la possibilità di vedere il mondo, magari studiandolo attraverso la frequentazione molto più intensa delle reti, quindi vanno alla ricerca sia per soddisfazione di lavoro, ma sia soddisfazione personale, per mille altre motivazioni, vanno a cercare il posto dove vivere, dove potrebbero sentirsi meglio, e quindi vanno a scegliere i luoghi che dal loro punto di vista sono attrattivi. Bene, anche questo in prospettiva futura dovrebbe essere un punto di attenzione, come rendere questo territorio attrattivo in maniera tale che le eventuali deficienze demografiche possano essere in qualche maniera anche parzialmente compensate con un arrivo. Questo significa pensare anche il turismo in maniera diversa, non è soltanto... E naturalmente, ovviamente, le persone che arrivano sul territorio si trovano anche dal punto di vista della residenzialità, un territorio che ha fatto sperimentazione, che è avanti, che è capace di dare ospitalità anche da questo punto di vista, naturalmente ci sarà un vantaggio. E ultimo punto, vi segnaliamo monitorare il mondo del lavoro. Si parla tanto in queste settimane, in questi mesi, di intelligenza artificiale. Noi, non tutti, io sono uno tra quelli perfettamente convinto che l'arrivo di queste e altre tecnologie saranno veramente rivoluzionarie nei prossimi anni, a breve termine, non stiamo parlando di decenni, e quindi cambierà molto il mondo del lavoro. Quindi tenere sott'occhio come cambierà il mondo del lavoro, perché questo potrebbe avere degli impatti importanti, ovviamente non solo nel territorio del Vittoriese, ma ovviamente anche sul territorio del Vittoriese. Vi ringrazio, e anche a nome del nostro presidente Roberto Poli, che è docente di sistemi anticipanti all'Università di Trento, e noi nascemmo 10 anni fa circa come startup innovativa dell'Università di Trento. Questo per dirvi che tutto quello che abbiamo alle spalle come metodologia è metodologia di una disciplina che ormai è una settantina di anni, è molto forte. Grazie dell'attenzione. Grazie Elena, grazie Antonio per il vostro intervento.
Io penso che abbiamo colto tutti un po' le forme dinamiche della trasformazione, ecco, tra tutte le varie cose che sono state messe. Adesso non ho la pretesa di riassumerle tutte, anche perché c'è una complessità, una gradualità, un approfondimento che è stato fatto, indice anche della qualità del lavoro portato avanti in questi mesi, che poi rimandiamo eventualmente anche alla condivisione attraverso i social, attraverso quanto metteremo a disposizione. Mi sembra tuttavia che ci siano ingredienti fondamentali di questa trasformazione dinamica che stiamo vivendo. Anzitutto l'immaginazione, cioè esercizio di futuro vuol dire provare a immaginare con intelligenza, quella umana prima che quella artificiale, cosa potrebbe accadere e cosa vorremmo che accadesse, no? Immaginazione che diventa progettazione, programmazione, che diventa sperimentazione, quindi senza anche il timore, ecco, di provare a mettere le mani in pasta e provare a trovare soluzioni, anche perché ci si diceva, quando c'è una sperimentazione, un po' alla volta anche le nebbie si dissolvono e la concretezza contribuisce a dare chiarezza un po' al panorama. Sperimentazione che diventa anche spazio di collaborazione, quella necessità di fare rete, soprattutto anche lasciando il protagonismo anche ad altri, dove non è la preoccupazione di sentirsi gli unici protagonisti, soprattutto ai giovani, soprattutto a quanti saranno protagonisti poi anche nei decenni a venire. Quindi ingredienti fondamentali che abbiamo cercato un po' di mettere in evidenza nel laboratorio svolto con gli amministratori, ma che rimangono un paradigma di riferimento di fondo per cui continuare questi esercizi di futuro che poi diventeranno anche esperienza di realtà, così ci auguriamo. Grazie quindi ancora del vostro apporto, del vostro intervento e ci introduciamo un po' dentro quello che è il tema della programmazione, progettazione e testimonianza anche a livello del nostro territorio. Farei un'introduzione, come vedete nel Depliant, dal titolo La speranza è di casa, essere comunità di fronte alle sfide. Ecco, mi pare che sia questa l'intuizione fondamentale che emerge dal tavolo che è scaturito sul welfare di comunità e dalle proposte progettuali che abbiamo cercato di esporre nella prima parte della mattinata. Essere comunità, costruire comunità, attivare sinergie fra gli elementi diversi di questa comunità. Arrivavamo dalla situazione del Covid con il blocco degli affitti, con l'emergenza abitativa e al di là delle necessità particolari che possono nascere, condividevamo all'inizio dell'esperienza di questo tavolo il desiderio di essere davvero comunità. Un welfare di comunità che è una realtà che cerca di dare risposte più efficaci, efficienti, eque, rafforzando proprio questa dimensione comunitaria nel coinvolgimento della società in tutte le sue espressioni attraverso processi partecipativi. Ecco un'altra parola che mi sembra di dover sottolineare all'interno di questa ulteriore riflessione, il dinamismo della partecipazione. Era emerso anche prima da Antonio, da altri, da Chiara, era emersa questa categoria della partecipazione come elemento fondamentale attraverso cui esprimere un welfare che sia espressione a sua volta di una comunità. Un'espressione che sia incisiva, stabile e sostenibile. Anche questi sono tre criteri che mi sembrano fondamentali richiamare per un discorso sul welfare di comunità. Occorre, ce lo siamo già detti prima, che non sia soltanto un discorso in termini generali, ma che sia incisivo e stabile, cioè che dia strutturazione a una progettualità che in modo appunto strutturato, sistematico, porti avanti una riflessione, un modello che sia capace di una sostenibilità. Quando parliamo di sostenibilità la intendiamo sempre dal punto di vista certamente ambientale, ma anche economico e sociale. C'è una sostenibilità che ha queste dimensioni che hanno bisogno di sostenersi insieme, mai l'una senza l'altra. È un contributo a costruire futuro anche questo. Allora, dove stiamo andando? Ecco, in che direzione vuole muoversi un po' questo tavolo? Mi pare che fondamentalmente ciò che si voglia mettere in atto per vivere quanto ci stiamo raccontando stamattina siano degli essenziali cambi di paradigma, che io sintetizzerei così: dal problema all'orizzonte. Il primo cambio di paradigma, esercizi di futuro andavano anche in questa direzione, non è soltanto mappatura di problemi che riguardano l'oggi, non è soltanto la contingenza di alcune emergenze e sfide da cui ci sentiamo pressati,
problema dell'emergenza abitativa da cui siamo partiti non è soltanto quel problema a cui dare risposta, è partire piuttosto invece da questa esperienza di realtà a immaginare un orizzonte diverso, o per dirla in un altro termine, forse un po' più evocativo, dal bisogno al sogno. È questo che ci permette di immaginare, di realizzare un futuro, non soltanto rispondendo qui e ora a dei bisogni che sono in atto, ma anche sognando chi vogliamo diventare, che cosa vogliamo essere. In questo senso gli esercizi di futuro, di cui ci è stato raccontato, ci proponevano questa meta, questo obiettivo, questo orizzonte. Imparare a recuperare, a riappropriarci dei sogni. Ora io lo dico così in termini un po' poetici, un po' così evocativi, simbolici, ma d'altra parte la dimensione del sogno, della progettualità è ciò che ci umanizza anche di più. Quindi immaginare un futuro e dare spazio ai nostri sogni vuol dire mettere in gioco, declinati in modo concreto, i valori su cui vogliamo costruire le nostre comunità. Un secondo cambio di paradigma potrebbe essere sintetizzato così: dal nodo alla rete. Anche qui noi abbiamo realtà, qui sono rappresentate alcune, in sala ce ne sono molte altre, che sono nodi, sono punti, gangli di raccordo, sono esperienze che dentro la propria settorialità, dentro il proprio impegno, sono un agglomerato di competenze, di risorse, di energia, di know-how, insomma tutta una serie di attivazioni che nell'ambito del proprio specifico portano avanti una risposta alle necessità di un territorio. Tuttavia questi nodi da soli farebbero ben poco. La necessità di passare dal nodo alla rete, a lavorare insieme, a fare in modo che questi nodi creino delle connessioni. È il principio su cui lavora per esempio l'intelligenza umana. Le sinapsi del cervello lavorano proprio così, sono nodi, centri di lavoro che creano collegamenti con altri centri di lavoro. Più sono fitte queste connessioni, più è elevato il quoziente intellettivo della persona. Creare rete dice anche di un'intelligenza sociale che possiamo mettere in atto per realizzare un paradigma nuovo, diverso. Un altro cambio che potremmo mettere a tema potrebbe essere dal singolare al plurale. Fondamentalmente l'esperienza del tavolo è proprio questo: passare dalla mia visione, dal mio progetto, dal mio punto di vista, passare a un noi. Fondamentalmente questo tavolo sul welfare di comunità e questa risposta comunitaria all'emergenza abitativa, questo dare speranza a chi cerca casa, è un punto di partenza, un'occasione, diciamo così, un presupposto per costruire in realtà una realtà progettuale che sia comunitaria. Non si tratta quindi in questo caso soltanto di rispondere a un bisogno, ma si tratta di creare una mentalità di comunità, un prendersi cura l'uno delle fragilità dell'altro, poiché tutti di queste fragilità ognuno ne ha, ora questa, ora quella, prendersi cura reciprocamente di ciò che è l'alterità e di ciò che è quell'alterità in rete che è il noi. La comunità è un essere noi. E un quarto cambio di paradigma, quindi dal problema stretto all'orizzonte più ampio, dal nodo singolare alla rete comunitaria, un'intelligenza sociale, dal singolare al plurale, dall'io al noi. Ecco, fondamentalmente un paradigma sintetico potrebbe essere questo: dall'interrogazione all'interlocuzione alla generazione. Questo mi pare il programma di lavoro su cui questo tavolo sul welfare di comunità dovrebbe stare in piedi. Dall'interrogazione, siamo nati da lì, da un'interrogazione, da un punto di domanda aperto, da problemi che ci hanno sfidato, cosa facciamo di fronte a questo problema concreto, cosa facciamo di fronte a questa necessità di non lavorare ciascuno per conto proprio, ma di aprire prospettive nuove. Dall'interrogazione, da un punto di domanda, da un immaginare che cosa vorremmo diventare e come possiamo essere, all'interlocuzione
creare rete e confronto, un tavolo appunto, di solito il tavolo è segno per eccellenza dentro ogni cultura dell'esperienza della convivialità. Attorno al tavolo si mangia, ci si intrattiene, attorno al tavolo si parla, si comunica, si condivide. Lasciatemi fare il prete per un momento, attorno al tavolo nasce la comunione e quindi attorno al tavolo c'è la possibilità di sentirsi appartenenti a una medesima realtà. Ecco, di fronte a questo c'è un'interlocuzione che questo tavolo vorrebbe portare avanti, perché non ci siano soltanto appunto punti di vista parziali, ma ci sia una comunione di intenti, ci sia un lavoro d'insieme, che arriva poi alla generazione, alla generatività. Dentro una società occidentale, europea in modo particolare, un po' oggi asfittica, vecchia non soltanto demograficamente, ma forse povera di futuro e di speranza. Ecco, forse siamo chiamati a ricostruire una comunità per essere capaci di portare parole, pensieri, prospettive che siano generativi, fatti che raccontino di una novità. Ecco, questo potrebbe essere uno degli obiettivi del nostro tavolo sul welfare di comunità. Produrre fatti che attraverso il loro esistere raccontino di una novità di prospettiva, cioè di quel cambio di paradigma di cui ho parlato poco fa. Per chi desideriamo agire, cioè dentro, andando alla concretezza, dentro questo tavolo sul welfare di comunità, ci sono 1000 cose che si possono fare, però da qualche parte si dovrà pur cominciare, no? Per chi agire anzitutto? L'emergenza abitativa, che è poi il primo passo concreto attraverso cui cerchiamo di costruire questo welfare di comunità, riguarda non tanto, per come ci siamo raccontati le cose, per come le abbiamo messe giù nella nostra progettualità concreta, non tanto il problema in termini generali, che pure rimane aperto, ma soprattutto per le categorie fragili. 3 in modo particolare le categorie di cui vorremmo occuparci e che un po' raccontano anche dell'identità dei soggetti, degli enti del terzo settore che siedono al tavolo. I migranti, quelli che arrivano, gli immigrati, che magari spesso hanno contratti di lavoro a tempo indeterminato, che sono qui da tempo, che anche dal punto di vista sociale tutto sommato sono abbastanza integrati dentro la realtà del nostro territorio, ma che si trovano le porte chiuse in faccia quando sono alla ricerca di una casa, che poi vuol dire anche, poiché trovano sistemazioni di fortuna o tramite le Caritas o tramite convivenza con altri connazionali, eccetera, non avere la possibilità di avere una casa propria vuol dire anche precludersi la possibilità di una famiglia e di una famiglia che sia integrata dentro il territorio nel quale abitano. Quindi c'è un problema che riguarda non soltanto quindi l'abitazione in quanto tale, ma c'è un problema culturale di integrazione e di futuro per quanti, e non è una situazione di emergenza quella della immigrazione, ma la nota stabile dei prossimi decenni, per quanti dall'estero, da altrove, desiderano arrivare qui, soprattutto da quei paesi che sono più poveri di noi. C'è un tema di integrazione che intercetta come epifenomeno la dimensione abitativa, che però merita di essere approfondito e dove un welfare di comunità non può che essere una risposta necessaria di fronte a questi stimoli. Un secondo aspetto di destinatari dell'agire riguarda un po' la realtà degli anziani, la realtà del futuro, dove, l'abbiamo detto anche prima, almeno per i prossimi 30 anni si parla di una società sempre più invecchiata, dove il principale problema sarà rappresentato dalla solitudine e dalla necessità di garantire dei servizi alla persona. Si parlava di Vittorio Veneto come città estensiva, dove uno dei problemi possa essere quello dei servizi. Certamente anche di fronte a questa categoria è necessario avviare una riflessione che guardi al futuro. Una terza categoria potrebbe essere le persone che vivono la fragilità della disabilità, nella sfida anche qui di valorizzarne la dignità di persona, per coglierli come risorsa più che come semplicemente costo. Questi sono un po' i destinatari che almeno in prima battuta, poi ripeto, si tratta di avviare un processo attraverso questo tavolo sul welfare di comunità, si tratta cioè di cominciare ad avviare dei ragionamenti che però hanno bisogno di partire anche da una concretezza, e questi sono i primi destinatari che avremmo voluto un po' individuare. Con chi
portare avanti questa cosa. C'è un valore della partecipazione che ci siamo raccontati anche stamattina e che vorrei sottolineare un po' con forza. C'è una necessità di non aspettare soltanto soluzioni che arrivino dall'alto, penso che stamattina l'abbiamo anche raccontato, siamo partiti come enti del terzo settore, come espressione di una società civile, come espressione di corpi intermedi. A proposito di corpi intermedi mi hanno fatto presente in pausa che c'è anche un responsabile della CGIL oltre che della CISL, quindi saluto anche la CGIL. Il valore della partecipazione come protagonismo di ciascuno alla costruzione di un bene comune. C'è un principio che nella dottrina sociale della Chiesa si chiama sussidiarietà, che è quanto mai necessario sottolineare, cioè è responsabilità di ciascuno, senza che nessuno si sostituisca ad altri, fare il proprio passo di responsabilità nella costruzione del bene comune. Questo tavolo sul welfare di comunità lo rappresenta, non soltanto perché ciascuno agisca a titolo personale e individuale, ma in quel cambio del paradigma del noi, perché ci sia e si crei una rete, come è avvenuto, tra gli enti del terzo settore. Ma la partecipazione, in secondo intervento di stamattina lo metteva molto bene in evidenza, prevede anche l'interlocuzione con le istituzioni, le amministrazioni locali. Anche stamattina abbiamo avuto qui rappresentanti anche della Regione, anzi saluto Sonia Brescacin del Consiglio regionale Veneto e i numerosi sindaci che sono intervenuti e gli amministratori in genere. È un valore della partecipazione dove c'è un'alleanza tra il primo e il terzo settore. Il terzo settore è quello, diciamo così, della società civile, dei corpi intermedi, delle nostre associazioni, del volontariato, eccetera, ma c'è tutto un primo settore, quello delle istituzioni, quello della politica, che è chiamato a lavorare in sinergia e in collegamento, e dove il terzo settore a sua volta con il primo, per creare una politica che sia davvero inclusiva e anche capace di creare sinergie e alleanze. Come notate dagli interventi di stamattina, manca un terzo protagonista, tutto l'ambito del secondo settore, cioè il settore economico-produttivo. Questo potrebbe rappresentare allo stesso modo un'ulteriore tappa di questo cammino che è stato avviato, come coinvolgere le realtà produttive del vittoriese, diciamo del territorio, perché la soluzione al problema abitativo, per esempio, ma più in generale un welfare di comunità, sia sostenuto e incoraggiato anche dalle imprese. C'è una responsabilità sociale dell'impresa che non può essere messa in secondo ordine. Anche oggi stanno moltiplicandosi le imprese, le aziende benefit o certificate B Corp, cioè quelle aziende, società, e ce ne sono anche qui nel nostro territorio, per le quali fare profitto non è soltanto l'unico criterio in chiave individualistica, personale o di vantaggio dell'impresa. Fare profitto vuol dire anche saper riversare nel territorio, grazie al genius loci che ha permesso lo svilupparsi di quell'impresa nel territorio, riversare in quel territorio le ricchezze economiche prodotte, magari proprio finanziando queste forme di partecipazione sociale che nascono nel territorio. Quindi c'è tutto un criterio di collaborazione e di alleanza fra tutti i settori della vita sociale che può concorrere a costruire insieme una visione comune. Come concretamente questo può avvenire è il compito di questa seconda parte della mattinata raccontarlo, e direi anzitutto strutturando in modo permanente e stabile il tavolo del welfare di comunità. Ecco, mi pare che questa sia una cosa che possiamo annunciare ufficialmente stamattina come primo tentativo concreto che nasce dal percorso compiuto dalla primavera del 2022 ad oggi. Dare stabilità, lo faremo anche proprio nei prossimi mesi, nelle prossime riunioni del tavolo, dare anche una caratura, diciamo così, di ufficialità e di stabilità a questo tavolo, non tanto perché ci siano dei progetti che devono essere fatti, questo chiaramente, e poi ce li racconteremo anche, dicevo anche nella prima parte della mattinata, se fosse soltanto parola senza aver fatti concreti da produrre nel territorio sarebbe già sterile di per sé, non generativo questo tavolo, quindi la sua concretezza fa parte della sua identità generativa.
ma a monte ancora la sua identità si dice, diciamo così, il suo pregio, nella misura di essere un luogo in cui possano crearsi connessioni, contaminazioni positive, sogni condivisi, generatività nello scambiarsi esperienze e punti di vista. Ecco, questo tavolo vorrebbe essere questo in modo permanente, luogo in cui la condivisione, lo scambio, il racconto, il sogno diventino realtà, laboratorio di pensiero, realtà permanente in cui si immagina, si pensa, si realizza un futuro diverso per il nostro territorio. Do quindi la parola adesso a Loris Balian, presidente della Fondazione di Comunità Sinistra Piave, che comincia un po' a raccontarci, anche dal suo punto di vista, l'esperienza di questo tavolo e la sua potenzialità. Grazie Loris, a te la parola. Grazie per l'invito e anche per la possibilità di aver assistito ai due interventi che ci hanno preceduto e anche alle tue interlocuzioni che sono sintesi molto forti dei racconti che prepariamo. Allora, il problema dell'abitare è un tema davvero importante per qualsiasi essere vivente. A parte il cibo, è quello dell'abitare. Parlo di essere viventi e non solo dell'Homo sapiens, perché tutti gli esseri viventi cercano di avere un luogo dove poter costruirsi una identità in qualche modo. Però se pensiamo che la mia generazione è abbastanza avanti negli anni, è quella che ha visto lo stravolgimento della nostra storia. Questa è la generazione che vede diminuire il tasso di natalità non dovuto a guerre, pestilenze, malattie o altre cose. Quindi è una diminuzione culturale. Quindi facciamo meno figli. E quindi questo chiaramente cambia le prospettive e cambia anche la nostra visione del futuro, di come abiteremo nel futuro. Noi oggi sappiamo bene quello che sta accadendo, quindi abbiamo visto dati, abbiamo sentito racconti, abbiamo visto prospettive. Quello che meno sappiamo e ne abbiamo consapevolezza, grazie a Dio, è che cosa fare, quali sono le decisioni da prendere. Ed è quello che accennavi prima, quindi i vari percorsi che fanno e che possiamo fare e condividere è proprio quello di cominciare a immaginare che cosa fare. Com'è che va avanti qua? No, aspetta. Solo una piccola premessa che cos'è la Fondazione di Comunità. La Fondazione di Comunità, che è una parola che ormai è talmente usata da diventare quasi banale, ma nel nostro caso è è nata una quindicina di anni fa su un'idea dei comuni, quindi la grande stranezza della Fondazione di Comunità che è nata dall'idea di amministratori che hanno intuito e hanno capito molto tempo fa che c'era la necessità di mettere in comune non solo risorse economiche, che sono fondamentali e importanti, ma non sono essenziali al funzionamento di una comunità, perché sono le relazioni, le competenze, i valori, gli scambi, la possibilità di mettere insieme e di costruire rapporti fiduciari che è il vero valore della comunità. In sintesi, lo vedete scritto in maniera molto chiara, è un punto di incontro di intenti, visione di comunità, è un concetto di fiducia, che è quello che più abbiamo bisogno. Ma vorrei tornare un attimo per dire perché Fondazione di Comunità oggi è presente a questo tavolo. Perché ricevemmo qualche tempo fa, quindi il 18 febbraio del 22, una lettera che in alcuni punti ci ha colpito molto, ecco, perché rispecchiava esattamente quello che è il pensiero della Fondazione di Comunità.
Quindi l'obiettivo del nostro incontro, diceva allora, quali sono? È quello di porsi delle domande. Quali sono i bisogni del nostro territorio nell'ottica di un welfare di comunità? Quali sono gli obiettivi che ci sembra importante condividere? Quello che ha scritto poi è questo che diventa molto importante. Così come ce lo immaginiamo, non sarà un incontro che mira ad entrare nel concreto di scelte e progetti da attuare. Sarà piuttosto l'occasione per iniziare a conoscerci, mettere in circolo i nostri punti di vista, senza fretta di concludere subito, andando ai contenuti pratici. Questo lo sottolineo perché ogni tanto torniamo indietro da questo bisogno che Don Andrea scrisse allora e che abbiamo condiviso in maniera molto forte. Perché poi la pragmaticità viene fuori, da questo viene fuori. E i progetti si fanno, perché quando ci si incontra e quando si dialoga, quando ci si scambiano e si ha la forte consapevolezza che bisogna guardare avanti e guardare al futuro, quindi guardare al futuro, i progetti vengono fuori. E infatti i progetti sono nati. Noi dopo sentiremo alcuni progetti che avete portato avanti voi, adesso vi racconterò uno dei progetti che è nato non all'interno del tavolo, è nato su un'intuizione di qualcun altro che ha buttato il suggerimento, ma all'interno del tavolo ha trovato la forza di partire. Questa è la porta. Quindi la nostra partecipazione al tavolo è una partecipazione davvero molto convinta, se manteniamo quelle prerogative, che è quello di continuare a guardare al futuro. L'unica cosa che non avete detto prima parlando di futuro è che il futuro non accade per caso, il futuro si genera. Ognuno di noi è responsabile del futuro. Questa è la cosa fondamentale, quindi non è una casualità. Nemmeno le catastrofi naturali sono delle casualità, se andiamo a vedere bene. Solo se ci arriva una meteorite da qualche parte nel cosmo possiamo chiamarla casualità. Quindi io vi racconterò in maniera molto veloce uno dei tanti progetti che è nato e che è stato non nato all'interno del tavolo, ripeto, ma che ha trovato la forza all'interno del tavolo per andare avanti, che riguarda l'abitare e si tratta di immaginavamo allora un fondo di garanzia per aiutare le persone che stanno cercando casa e le abbiamo dichiarate prima quali sono le persone in fragilità dal punto di vista non economico, ma dal punto di vista della rappresentatività sociale. Questa è. E quindi abbiamo immaginato questo fondo di garanzia per aiutare queste persone. L'abbiamo raccontato all'interno del centro studi della Marca Trevigiana e al suo presidente Marco Della Pietra e alla presidente dell'Associazione dei Comuni Paola Roma, e anche loro hanno deciso di farlo diventare un progetto importante per tutto il territorio. Sono stati circa 2 anni di lavoro, quindi è stato un cammino molto, molto lungo, ma qualche tempo fa, grazie in modo particolare, devo ringraziare il vicepresidente Oliviero del lavoro che lui ha fatto, perché poi si è fatto carico e l'ha preso e l'ha accompagnato fino alla fine e quindi qualche tempo fa è stato firmato un protocollo d'intesa fra tutte le associazioni e gli enti e gli organismi di questa comunità, quindi non solo i comuni ma le associazioni, i sindacati, le associazioni di categoria, quindi datoriali, hanno firmato questo protocollo. Adesso c'è il grande passaggio nei consigli comunali, in alcuni è già passato, in altri passerà, speriamo, ma crediamo proprio di sì, ma il fondo ha questo tipo di obiettivo, fornire una garanzia alle persone che stanno cercando casa, che hanno un reddito, quindi hanno un lavoro, hanno la possibilità di pagare un affitto, ma non gli viene dato per le ragioni che abbiamo detto prima.
La cosa più importante di tutto questo percorso, ed è venuto fuori stamattina dai due interventi in maniera molto, molto forte, è venuto fuori, è quello dell'accompagnamento e dell'assistenza educativa all'abitare di queste persone. Quindi per le ragioni culturali, ragioni di incapacità di capire, ragioni di travaso da situazioni di abitabilità ad altre situazioni, quindi queste persone hanno bisogno di essere accompagnate, aiutate a capire cosa significa abitare in una casa nel nostro territorio. E quindi questo è il lavoro importante che accompagna il fondo di garanzia. Il fondo di garanzia è solo un elemento economico importante per chi dà una casa in affitto, quindi una garanzia per lui, ma soprattutto è la parte di preparazione, la parte di assistenza che è quella che è stata apprezzata di più dagli interlocutori ed è stata messa nel piano e nei rapporti che sono stati costruiti con la Regione Veneto, anche dalla Regione Veneto. Quindi il progetto funzionerà e funzionerà solo con l'attivazione delle associazioni che ci sono nel territorio, che possono fare da accompagnamento, da assistenza e anche da controller delle persone che vanno a abitare. Quindi questo è, il fondo è costituito dai comuni, quindi hanno deciso di mettere una quota per costituire il fondo e la Fondazione di Comunità avrà un fondo a parte, quindi proprio per la gestione di questo, e metterà gli organismi e l'organizzazione per poterlo poi gestire in maniera appropriata. Questo è il risultato di un lavoro che è stato fatto, che è nato nel tavolo di compartecipazione, condivisione con tutto il territorio per arrivare a poter costruire un progetto come questo. Quindi questo è solo uno, io non entro nel raccontare i tanti altri progetti della Fondazione perché non è questo il momento. Vi posso dire che un altro elemento fondamentale del concetto di fondazione è il passaggio, ed è venuto fuori un paio di volte questa mattina. Cioè c'è un gruppo di persone che raccoglie un'eredità di altre persone e immagina di portarla avanti fino a consegnarla in eredità ad altre persone che la porteranno avanti, maturata, migliorata se possibile, e comunque con le risorse per poter immaginare gli altri progetti. Ecco, questo è quello che avviene nelle nostre comunità. Quindi un percorso di persone che prendono in mano, arrivano fino a un certo punto, poi lasciano ad altre persone, che lasceranno ad altre persone, e noi abbiamo delle fondazioni di comunità che vanno avanti forse da un centinaio d'anni e funzionano proprio in questo modo, quindi l'assumersi la responsabilità di. Finisco solo questa mattina raccontando dell'ultimo progetto che partirà fra poco con i cuccioli delle nostre comunità, quindi con i bambini. Perché partiamo dai bambini? Perché il problema che era emerso, e l'abbiamo sentito proprio negli incontri che abbiamo fatto con gli amministratori, è la diminuzione della partecipazione al volontariato. E quindi le associazioni cominciano a chiedersi cosa facciamo, cosa non facciamo, e quindi organizzano degli eventi, delle manifestazioni, fanno delle raccolte, fanno degli inviti per il volontariato. Il volontariato è qualcosa che nasce dentro le persone. Le motivazioni devono essere molto forti, che significa avere la capacità di farsi carico di quello che sta intorno a noi, che è un altro fondamento della comunità. E noi partiremo con un percorso come quello che è stato fatto per tanti anni e continuiamo a fare sulla violenza di genere con i bambini delle medie e i bambini della quinta elementare. E qui cominceremo con i bambini della quinta elementare su percorsi, sul senso e sui benefici
per i bambini, del farsi carico. E questo sarà un lavoro che durerà qualche anno, ma la visione futura qual è? È quello di avere poi ragazzi che diventano adolescenti, che diventano adulti e che hanno in qualche modo acquisito la dimensione della capacità di farsi carico delle persone che gli stanno intorno. E questo è un lavoro che fa la Fondazione. Quindi noi, la difficoltà che ha la Fondazione quando ci chiedono voi cosa fate? Noi costruiamo relazioni, quello che abbiamo detto prima, noi costruiamo capacità di costruire cose insieme, con una prospettiva e quindi con una visione. Grazie. Grazie Loris. Vorrei dire anche grazie alla Fondazione di Comunità, insomma a Sinistra Piave, che non sei il primo presidente, è una storia anche che ti precede, e quindi c'è già una tradizione, ecco, voglio dire, di coinvolgimento di questo territorio con i 28 comuni di cui che fanno parte della Fondazione, che sta portando avanti una dimensione generativa di comunità. E poi grazie anche per tutti gli stimoli, le idee che proprio dalla Fondazione in questi ultimi anni sono venute e sono anche proprio patrimonio che ha contribuito a questo tavolo a maturare le proprie idee. Dopo una visione generale così sull'ambito della provincia di Treviso e sull'ambito del volontariato, entriamo un po' nello specifico di Vittorio Veneto con il secondo intervento. Massimo Ciacchi, presidente della cooperativa sociale Terra Fertile, Giannino Longo, presidente del centro sociale Piazzoni Paravicini di Vittorio Veneto. A loro chiediamo un po' di raccontarci la progettualità concreta che nella sinergia tra queste due realtà stanno portando avanti qui nel nostro territorio. Buongiorno a tutti, Giannino Longo, Centro Sociale Piazzoni. Questo nostro intervento, mio e di Massimo, vuole essere una semplice riflessione ad una possibile proposta su come immaginiamo la destinazione e l'utilizzo della struttura del Palazzo Piazzoni. Importante è capire come l'associazione, il centro sociale, si è inserita nel contesto del quartiere e della città e immaginare quindi quale può essere lo sviluppo futuro in un contenitore che deve aprirsi al quartiere e alla città. Partirò con la storia dell'associazione, la sua attività, le finalità ed il futuro. Era l'anno 1989, lo statuto del centro sociale, all'articolo 1 così recita: è costituito a seguito di una iniziativa elaborata dal Consiglio di quartiere di Serravalle, sottoscritta in forma referendaria dalla comunità serravallese. Questo è il passo fondamentale per la partecipazione attiva della popolazione ad un progetto che poi si è sviluppato negli anni. E per l'impegno di un gruppo di persone civicamente sensibili, appunto dicevo, è nato il Centro Sociale Piazzoni Paravicini, associazione senza fini di lucro. Eravamo nel mese di marzo dell'89. Con lo statuto veniva formalizzata la nascita dell'associazione, che già aveva individuato gli obiettivi su cui focalizzare la propria attività e aveva iniziato a trovare gli strumenti materiali per poter operare. Il 1 aprile 89, a seguito di una sottoscrizione in denaro tra gli abitanti del quartiere, la comunità di Serravalle, riunita in assemblea, sanciva l'avvio dell'attività del centro diurno per anziani, sostenuto dalla loro amministrazione comunale e, sottolineo, sostenuto poi negli anni da tutte le amministrazioni e anche dall'attuale amministrazione, che mette a disposizione dell'associazione i locali un tempo adibiti ad asilo notturno e per senza tetto al piano terra del palazzo.
Si iniziò così l'attività di preparazione di pasti utilizzando una normale cucina con l'aiuto di donne seravallesi particolarmente abili nel cucinare. Nei numerosi incontri dei vari borghi del quartiere che il Consiglio di quartiere promuoveva, era emerso preponderante il disagio e la situazione di precarietà in cui vivevano numerosi anziani. Quello che faceva maggiormente riflettere era il fatto che alcuni anziani non si potevano permettere materialmente un pasto tutti i giorni. Vivevano con grande difficoltà la solitudine, la malattia e l'indigenza economica. Si volle così realizzare, oltre al locale cucina, una saletta adibita alla consumazione del pranzo, che fosse elegante come una vera sala di ristorante, ma che nello stesso tempo ricreasse un luogo in cui l'anziano si sentisse come a casa propria. Si riteneva che portare l'anziano a pranzare al centro assieme ad altre persone fosse di stimolo a vincere l'apatia in cui viveva, dandosi la giusta dignità anche attraverso la cura della propria persona. Non fu facile all'inizio la partecipazione e la fruizione a tale servizio. L'anziano, anche se in difficoltà, orgogliosamente, non vuol far conoscere agli altri la propria situazione. Soprattutto quando, dopo una vita passata a lavorare, la pensione non gli permette di vivere dignitosamente. Altro punto era la solitudine, in cui si trovavano numerosi anziani, soli perché vedovi o perché con figli che vivevano lontano, con situazioni di salute più o meno precarie che ne limitavano la piena autonomia. La soluzione era quindi semplice: se l'anziano non fosse venuto al centro, il centro sarebbe andato dall'anziano. Ecco quindi che incominciamo a portare a domicilio i pasti. L'anziano rimaneva quindi nella propria abitazione, nel suo ambiente, si gestiva la propria autonomia, poteva contare di avere un pasto assortito tutti i giorni o solo quando ne aveva veramente bisogno. Questa situazione ci permetteva di entrare quasi quotidianamente a contatto con l'anziano, il quale aveva la possibilità di parlare con la persona che recapitava il pasto, esporre le proprie necessità e i propri problemi. Era più facile quindi intervenire, accompagnarlo magari a fare la spesa, portarlo a fare una visita in ospedale o dal medico o aiutarlo nello svolgimento di pratiche di patronato. Attualmente il centro prepara e consegna a domicilio più di 90 pasti al giorno, 365 giorni all'anno. Da anni aderisce al progetto Stacco della Regione Veneto, fornendo il servizio trasporto e accompagnamento anziani e persone con criticità che necessitano di visite ambulatoriali, terapie presso strutture ospedaliere o servizi di patronato. In questi ultimi anni il centro ha cercato di inserirsi nel tessuto sociale del quartiere e della città. Significativa è stata la collaborazione con l'Istituto Professionale di Stato per i servizi alberghieri e ristorazione Alfredo Beltrami di Vittorio Veneto, con lo stage di studenti segnalati con insegnanti di sostegno. Ha aderito al progetto formativo individuale Borsa Lavoro promosso da Veneto Lavoro in collaborazione con Caritas. E importante è la collaborazione adesso con Terra Fertile. Sono state programmate attività che coinvolgono persone con disabilità, realizzando un progetto di inserimento di ragazze impegnate nell'aiuto ai volontari nella consegna di pasti a domicilio. Giornate dedicate alla preparazione di pacchetti regalo per festività, l'utilizzo di pulmini per accompagnare gli anziani e farli incontrare a pranzo o per escursioni guidate nel territorio e molte altre iniziative che saranno realizzate interagendo sempre di più con Terra Fertile. L'attuale ristrutturazione di Palazzo Piazzoni potrebbe essere il punto di partenza per la realizzazione di un progetto di coabitazione in sinergia con le altre realtà del territorio.
dando la possibilità a nuove forme di intervento, agendo nella ricerca di soluzioni delle problematiche del tessuto sociale del quartiere e della città. Considerare l'assegnazione di un'abitazione a persona anziana o coppia anziana autosufficiente che versi in particolari condizioni economiche disagiate a cui il centro contribuisce con i propri pasti giornalieri. Ecco che l'anziano ritrova la propria serenità avendo un alloggio sicuro, avendo la certezza di un pasto caldo tutti i giorni. Avrebbe la possibilità di frequentare sia la sala del centro che gli spazi comuni della struttura per semplici attività pomeridiane, fermarsi a leggere un giornale, guardare la TV, giocare a carte, partecipare a piccoli incontri culturali organizzati dall'Università della Terza Età, facendo partecipare le persone del quartiere e della città, sia anziane che giovani, che intendono proporre l'utilizzo del proprio tempo libero. Creare periodici eventi ricreativi utilizzando la professionalità della cucina del centro, anche semplicemente ritrovandosi per uno semplice split, favorendo una sinergia fra i volontari del centro e i volontari delle altre associazioni che fanno parte del partenariato coinvolte nel progetto. Altre possibili iniziative possono essere quelle della gestione degli spazi esterni comuni realizzati in collaborazione con i componenti della struttura, quindi degli altri utenti degli appartamenti, e quindi la manutenzione degli orti, dei piccoli giardinetti. Utilizzando quindi l'esperienza e la passione di tutte queste persone che nella loro vita hanno saputo dedicarsi a queste passioni. Questa è un po' la visione nostra dell'utilizzo, il possibile utilizzo, ecco, di quel contenitore e di quel palazzo in cui noi storicamente siamo nati e continuiamo ad operare a favore della città e dei comuni limitrofi. Adesso lascio a Massimo la continuazione dell'intervento. Grazie. Sì, Terra Fertile, noi ci occupiamo di inclusione sociale e lavorativa, di percorsi di autonomia abitativa e del dopo di noi. Operiamo nella città, per cui chiaramente siamo interessati un po' a tutti i progetti cittadini che possano creare nuove relazioni come nuove occasioni di inclusione. Appunto, partecipando a questo percorso è sortita fuori la necessità di riuscire a partire da un progetto concreto, e appunto Giannino un giorno mi ha avvicinato e guarda che potremmo partire dal progetto del Palazzo Piazzoni. Noi ci è piaciuta subito l'idea, anche perché rientrava un po' anche così nella logica dei percorsi fatti, e anche poi c'era molta somiglianza con una realtà che abbiamo conosciuto a Lodi, dove appunto c'era una coabitazione di persone con disabilità, i loro familiari, ma anche coppie giovani, famiglie giovani che hanno deciso spontaneamente di partecipare a questi progetti comunitari. C'erano volontari della Caritas e insomma organizzavano una vita semplice, di semplici relazioni aperte alla comunità, per cui un progetto veramente che ci ha dato ispirazione, insomma. E così abbiamo parlato appunto con Giannino e abbiamo parlato con tutti i componenti del tavolo, appunto con i quali collaboriamo, abbiamo progetti in essere e purtroppo dobbiamo usare il condizionale, perché sappiamo che la ristrutturazione del centro sociale Piazzoni ha già un destinatario che sono le coppie giovani. Però a noi piaceva l'idea, e vedremo se sarà possibile appunto poter diciamo aprire il progetto, ecco, no? Che non rimanga solo una destinazione residenziale, ma che diventi un progetto partecipato, un progetto residenziale abitativo partecipato.
e che sia un progetto di rete che ci coinvolge tutti, per cui il lavoro fin qui portato avanti dal tavolo dell'abitare inclusivo potrebbe concretizzarsi in un primo esempio di coabitazione a Vittorio Veneto, in cui ogni membro del tavolo può portare il proprio contributo. Questa è una cosa così abbastanza innovativa, ecco, perché di solito magari ci sono collaborazioni a due, invece qui abbiamo fatto dei passi in avanti tenuti per mano. È una cosa veramente molto bella e significativa che ci può portare anche ci potrebbe portare a fare investimenti comuni. Per cui un possibile progetto pilota, terminata la ristrutturazione, Palazzo Piazzoni, Paravicini, potrebbe diventare un progetto pilota dell'abitare inclusivo e collaborativo accessibile a fragilità diverse. Solo a titolo d'esempio, anziani autosufficienti, coppie giovani, persone con disabilità lievi e con buoni livelli di autonomia, stranieri che desiderano integrarsi nella comunità e altre fragilità, che ce ne sono molte, ci sono le persone separate, uomini soli separati appunto. Per cui senza un target preciso noi potremmo non stravolgere la destinazione ai giovani, ma solamente aprire e soprattutto far nascere un concetto di stare insieme che oggi non c'è e che noi vogliamo un po' fare nostro, interiorizzarlo e diffonderlo e contaminarlo. I beneficiari in questo modo diventano protagonisti per se stessi e per gli altri. Diciamo, questo è anche un nostro modo di fare servizio. È sempre opportuno che il beneficiario possa restituire qualcosa, non solo avere. Non è bello, no? L'idea che un beneficiario solo riceve un servizio. Un progetto finalizzato alla costruzione di una comunità integrata dove persone di diverse fasce di età e provenienze possano convivere e collaborare affinché nascano spontaneamente dinamiche relazionali di amicizia e sostegno reciproco. È un bisogno che c'è molto bisogno di ricostruire parti di comunità, soprattutto i legami d'amicizia e di occasione anche per i giovani. Per cui qui una bellissima opportunità che il nostro tavolo possa diventare anche un domani un'entità, tramite accordo di rete, e possa fare degli investimenti comuni. Per cui un caregiver condiviso, ad esempio, per cui una persona che fornisca cura, che fornisca sostegno, a disposizione del progetto potrebbe promuovere le autonomie personali a favore di una gestione condivisa della struttura abitativa, fornire cura, sostegno anche ad altre persone in stato di fragilità del quartiere, una cosa veramente così utile che farebbe in modo non di creare un ghetto, ma tutt'altro, proprio di animare il quartiere, mediare le relazioni sia all'interno della struttura sia con il quartiere, promuovere i servizi di pasti caldi e trasporto a favore di persone in difficoltà. Il centro sociale Piazzoni che organizza anche trasporti, si parlava prima anche della necessità di trasporti a richiesta, no? Su chiamata, vista la conformazione della città, ecco che potrebbe diventare un punto proprio focale per l'organizzazione di questi servizi. Alcuni vantaggi per la comunità, appunto il progetto non vuole essere un aggregatore di disagi, tutt'altro, ma un propulsore di iniziative per il quartiere, per la comunità intera. No? È possibile organizzare, appunto l'idea era quella di organizzare attività aperte a tutti, ad esempio il canto corale tradizionale, passeggiate guidate per Serravalle, è splendida Serravalle, c'ha una storia incredibile, tornei di carte, lezioni dell'università della terza età che mi risulta già vengano fatte, eventi musicali, conviviali, serate a tema, gite fuori porta. Noi abbiamo un territorio straordinario da un punto di vista della storia locale, della cultura, molto attivo culturalmente, paesaggisticamente e dal punto di vista naturalistico un posto stupendo. Io sono di Trieste ma sono venuto qua, mi sono innamorato di questo posto
e anche un luogo dove ci sono tantissime eccellenze. Magari non abbiamo l'arena di Verona, no? Ma ci sono un sacco di bellissime posti d'eccellenze anche culturali, musei, cittadini che appunto necessitano di una visione anche proprio della possibilità di essere conosciuti e di essere anche vissuti. Per cui un nuovo modo di vivere la comunità, il progetto si orienta verso un nuovo modo di concepire i legami comunitari in forma inclusiva e collaborativa, in cui i beneficiari del progetto non siano soltanto gli abitanti del Palazzo Piazzone Paravicini, ma l'intero quartiere di Serravalle, compresi gli esercizi pubblici, commerciali e ristorativi e l'intera città. Insomma, dobbiamo avere un modo diverso di vedere, di avere una visione condivisa, ecco, della nostra comunità per il futuro. Per cui potrebbe essere veramente un punto di partenza per nuovi progetti, potrebbe fungere da apripista questo progetto e da riferimento per altri progetti abitativi. Io personalmente sono veramente contento di essere qui e anche di aver partecipato a questa mattinata che veramente grazie a Percorsi Secondo Welfare, Scopia, Fondazioni e Comunità, Don Andrea e tutti quanti si è riusciti proprio a mettere in luce per bene così questi concetti dell'abitare inclusivo e collaborativo e anche della necessità un po' che abbiamo di orientare il nostro futuro. Ecco, dobbiamo immaginarlo, orientarlo e accompagnarlo senza subire, diciamo, le situazioni, no? Per cui sono contento perché quando ci troviamo nel tavolo il parlare condiviso chiaramente è anche diciamo, genera anche confusione, tante volte si arriva a casa stanchi, ma oggi possiamo dire di avere in mano una base di partenza chiara per poter costruire nuovi progetti. E qui grazie, vi ringrazio. Grazie Giannino Longo, Massimo Ciacchi per questo intervento. Vedete, non è che stiamo facendo rivoluzioni dal punto di vista poi della concretezza, sono però primi passi e mi piace sottolineare che in tutti e tre gli interventi che abbiamo ascoltato, compreso quello di Loris, non stiamo parlando soltanto di problema abitativo, tout court, case sfitte, cosa facciamo? Stiamo facendo un esercizio di welfare di comunità dove cerchiamo di comporre insieme le esigenze di un territorio, il sogno per questo territorio e il desiderio di prenderci cura della vita che diventa anche espressione di vita sociale, eccetera. Ecco, forse più preoccupati di custodire la vita, di una vita dignitosa, no? Mentre magari talvolta ci si preoccupa di più di far morire dignitosamente, ecco, forse far vivere e valorizzare ogni peculiarità in ogni situazione potrebbe essere una prospettiva molto più generativa. Abbiamo ancora qualche minuto, se c'è qualcuno che vuole intervenire dal pubblico. Prima avevo chiesto al nostro rappresentante della CGIL che aveva condiviso durante la pausa un pensiero, se vuole condividerlo anche qui dal pubblico, dal pulpito al palco con tutti e poi eventualmente se c'è qualche altra considerazione. Prego. Presentati. Beh, sono Paolino Barbiero della CGIL e in questa fase della mia attività in CGIL seguo il coordinamento Nurige, Nuove Rigenerazioni Urbane, dove tentiamo di mettere insieme tutte le categorie per le varie articolazioni che incontrano nella loro attività sindacale. I pensionati per i problemi della disabilità, la non autosufficienza, gli edili perché sono quelli che costruiscono e demoliscono e poi anche le altre categorie del pubblico e del privato. Ci interessa molto questa cosa perché Nurige
fa parte associato a un'associazione nazionale che praticamente sta dentro all'ambito del goal numero 11 dell'Agenda 2030 e proponiamo anche con pensionati architetti dei progetti che possono essere presi di riferimento e chiaramente hanno costi bassissimi rispetto ai progetti che poi quando devono diventare esecutivi costano molto di più. Quindi aiutiamo e agevoliamo anche questi percorsi di progettazione. Ma siamo partiti da lontano perché a suo tempo abbiamo fatto un'iniziativa del titolo Vuoti a perdere, e quindi capannoni e adesso anche centri commerciali, e vuoti a perdere anche pensare a tutte le case nei vari quartieri, nelle frazioni che si stanno svuotando. Gli esempi potrebbero essere tanti. E di recente, proprio l'anno scorso, abbiamo fatto un'iniziativa sull'abitare precario. Anche qui con un'analisi di fondo fatta da una ricerca del CRU, dell'Unipol, che sta dentro al 2030. Allora, sentendo anche qua la battuta che ho fatto è c'è tanta analisi, c'è tanto monitoraggio, non fa mai male, però a un certo punto bisogna provare anche a capire quali sono le criticità che abbiamo di fronte e vedere come superarle. E facevo questo esempio. Circa 20 anni fa l'Osservatorio Economico e Sociale della provincia di Treviso, che aveva e ha ancora sede in Camera di Commercio e ha dentro tutte le strutture, ha fatto un elaborato di cosa sarebbe successo, quindi guardando un po' il futuro, nel 2025, noi eravamo nel 2020, e guardava le traiettorie degli abitanti e quindi poi di conseguenza la demografia e di conseguenza il lavoro, con frontiere aperte e con frontiere chiuse, o flussi. Se i flussi continuavano a essere aperti, un po' più regolarmente di quelli che abbiamo vissuto in quest'anni, mettiamolo così, quindi premetto questo per non creare confusione su pensieri che magari non mi appartengono, la provincia di Treviso sarebbe stata la prima provincia per abitanti, 1 milione, avrebbe superato il 1 milione di abitanti. A flussi chiusi, come è avvenuto, fatto salvo quelli che scappano, la provincia di Treviso avrebbe avuto 880.000 abitanti nel 2025. Ci siamo, ha centrato il secondo obiettivo. Il punto qual è? Che i piani regolatori dei comuni sono stati fatti per 1 milione di abitanti. E se andiamo in tutti i comuni, specialmente quelli di questa dimensione, i cosiddetti comuni che fanno riferimento dei centri distrettuali, Castelfranco, Montebelluna, Vittorio, Oderzo, Motta, sono tutti che hanno circa un 10-15% di alloggi sfitti a vario titolo, senza contare a tutti i capannoni. Allora, quello che stiamo dicendo noi è bisogna prendere in mano questi, non costruire ancora. Se costruisci una casa ci vogliono 400.000 euro, penso che sia difficile per i giovani d'oggi farsi una casa rispetto a come è cambiato il costo per avere una casa. Prima rischiavi un mutuo di 10-15 anni, sapendo che possono succedere tante cose, adesso devi rischiare un mutuo di 30-40 anni. Quindi è questo che sta cambiando, per cui se andiamo a guardare questi 20 anni, mi piacerebbe che riuscissimo tutti insieme provare a fare un'analisi critica rispetto a quello che 20 anni fa avevamo guardato come futuro e se siamo riusciti a cogliere il futuro. Dal mio punto di vista, in termini grossolani, dico di no. E dobbiamo avere il coraggio di fare questa critica, perché sennò rischiamo di ipotizzare un futuro senza imparare dagli errori che abbiamo fatto. Io stamattina qui sono comunque contento di aver partecipato perché ho imparato un po' di cose che mettendole assieme poi nell'agire quotidiano speriamo di riuscire a portarle a casa. Noi tra poco, e la chiudo qui, manderemo a tutti i sindaci la richiesta di incontro sui bilanci preventivi come facciamo ogni anno e poniamo anche queste questioni. Però abbiamo una preoccupazione perché mandiamo la lettera di incontro, si farà verso marzo-aprile, ma in circa 50 comuni che sono al voto ci sentiremo dire ma venite dopo. Noi invece vogliamo venire lo stesso perché l'amministrazione che va via adesso ha fatto il bilancio preventivo, ha fatto il documento unitario di programmazione, unico di programmazione sui prossimi 3 anni e vorremmo capire cosa ha programmato e delle sollecitazioni che portiamo noi come sindacato, come diocesi, come tutti questi gruppi, se c'è un'attenzione vera oppure no. Perché la storia delle risorse che non ci sono più è una storia che dobbiamo smetterla di dirla. Le risorse ci sono, vanno ripensate in modo diverso. Grazie.
Noi abbiamo posto oggi un piccolo passo che rende ragione anche di quello che è stato il percorso dalla primavera del 2022 ad oggi, non per concluderlo appunto, ma per lanciarlo, per comunicarlo e per continuarlo. Le esigenze che sono emerse anche stamattina con le ipotesi progettuali diventano già uno sguardo al futuro e l'idea di una continuità. Fra tutte le cose mi pare di sottolineare che proprio il criterio della partecipazione, emersa sia da percorsi secondo welfare, sia negli esercizi di futuro che abbiamo fatto, sia anche nelle testimonianze che abbiamo ascoltato, l'idea di partecipazione diventa una cifra fondamentale. Non possiamo più rimanere ognuno nel proprio ambito, ma c'è bisogno di creare questa rete che tante volte stamattina abbiamo nominato. Proprio su questo tema, partecipazione, ricordo sarà la settimana sociale, la 21esima settimana sociale della Diocesi di Vittorio Veneto, dal 4 al 9 febbraio prossimi. Ci spostiamo un po' dal vittoriese perché è giusto un po' valorizzare tutti. Saremo sulla zona di Conegliano, Santa Lucia, Mareno di Piave, attraverso 3 declinazioni del tema della partecipazione come espressione di una partecipazione democratica. La serata del 5 febbraio rifletteremo sull'ambito del partecipare in politica. La serata del 7 febbraio a Mareno di Piave la partecipazione nel mondo del lavoro e quindi l'area economica. Sempre a Mareno di Piave la serata del 9 febbraio la partecipazione nel terzo settore, nella società, nei corpi intermedi. Interverranno tra gli altri, ricordo alcuni nomi degli ospiti che avremo nelle 3 serate della settimana sociale: il sindaco di Verona Damiano Tommasi, Angelino Alfano per la Fondazione De Gasperi, sono i 70 anni quest'anno della morte di De Gasperi, Jean-Léonard Touadi, che è il primo parlamentare di origine africana che l'Italia ha avuto. In ambito economico avremo il professor Ferdinando Azzariti, la Confartigianato e alcuni imprenditori del territorio, e nell'ambito sociale Francesco Giacobin e la professoressa Ivana Padoan dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Al di là della pubblicità a progresso che mi sono permesso di fare, rilancio davvero l'importanza di costruire insieme il bene comune, facendo in modo che ciascuno possa, riesca e sia valorizzata la parte che può compiere. Grazie a tutti per la partecipazione, grazie agli ospiti e grazie a quanto insieme potremo ancora, partecipando, costruire nel prossimo futuro. Grazie.